Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche per questo lunedì 5 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Alle 12:30 ci collegheremo tra l'altro con l'unità di crisi di Marghera perché torna la conferenza stampa del governatore Zaia. L'ultima si era tenuta 2 settimane fa, non era stato un addio, piuttosto un arrivederci, queste le parole dello stesso Zaia. Perché una nuova conferenza stampa? Perché di Covid si continua a parlare, c'è questa variante Delta che incombe, il dibattito poi è aperto anche sulle vaccinazioni, con il commissario Figliuolo che nelle scorse ore ha ribadito comunque l'intenzione di arrivare all'immunità di gregge entro la fine di settembre. Immunità di gregge significa raggiungere l'80% degli immunizzati, quindi cicli completati tra la popolazione. Quindi sentiremo le novità sul fronte del Covid. Nel giorno in cui tra l'altro il governatore Zaia porta a casa un importante attestato che arriva dal Sole 24 Ore. Risulta ancora il governatore più amato d'Italia con un indice di gradimento del 74%, stacca di parecchi punti percentuali il secondo classificato Bonaccini. Terzi classificati invece in questa attesa classifica annuale sono Vincenzo De Luca, il governatore campano, e il collega del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Tra l'altro una buona performance, anzi ottima, anche per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è al secondo posto assoluto tra i sindaci più amati del paese. Quindi anche di questo parleremo oggi. Ci sono già le prime reazioni politiche, ma c'è la cronaca, perché quella di ieri sera in particolare è stata una serata difficile dal punto di vista meteorologico. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto tra le province di Padova e Venezia, oltre un centinaio quindi tra il Lido di Venezia, Mestre, con strade e piani terra allagati, stesso copione anche nella zona di Chioggia Sottomarina fino a Rosolina Mare. Ad essere battuta tutta la riviera del Brenta, da Dolo, Stra, Mira, Venezia Mestre, ve lo avevo detto, Martellago, Spinea, Pianiga, Eraclea, Jesolo, Padova, Abano, Casalserugo e Vigonza. Particolarmente intensi gli effetti soprattutto nel Padovano, dove gli interventi sono andati avanti fino alla prima mattinata di oggi, ma ci racconta tutto da Padova Chiara Gaiani. «200 telefonate in un paio d'ore, una settantina di interventi dei vigili del fuoco impegnati, volontari della protezione civile. Ha colpito tutta la provincia di Padova il violento acquazzone che si è abbattuto intorno alle 18, una bomba d'acqua. Questo è il sottopasso di via Diaz a Perarolo di Vigonza, uno dei comuni più colpiti. Un'auto si è addirittura fermata, la strada è stata presidiata dai carabinieri, ma problemi si sono registrati anche a Padova, in particolare nella zona di Brusegana, Chiesa Nuova, Camin. A Montà il pluviometro ha superato i 60 mm di precipitazioni all'ora, un dato impressionante. Criticità in città che saranno discusse in comune per fare il punto sulla situazione. Sono stati coinvolti circa 30 gruppi comunali di protezione civile nel territorio della nostra provincia per un numero complessivo di 140 volontari. I distretti maggiormente colpiti sono quelli del Medio Brenta, del Padova Sud-Ovest e del Piovese. Le abbondanti precipitazioni, le cosiddette bombe d'acqua che sono scese in un tempo molto ristretto, hanno ovviamente causato danni che però fortunatamente con l'inoltrarsi della
nella notte sono assolutamente rientrati. Criticità nella zona del Piovese, queste immagini arrivano da Saonara, in particolare da Villatora. Non è stata risparmiata la zona dei colli dove a Monselice per alcuni minuti le strade si sono trasformate in fiumi. Criticità anche in alcune aree di Limena e a nord di Padova a San Martino di Lupari. Cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con garage, scantinati allagati, disagi sostanzialmente rientrati nel corso della notte. Oggi la situazione è tranquilla in tutto il territorio della provincia, non abbiamo situazioni di criticità e ovviamente ci stiamo adoperando per risanare i vari danni, soprattutto per caduta di alberi ed allagamenti che si sono verificati nella serata di ieri. Queste quindi le conseguenze del maltempo che si è abbattuto ieri sera tra Padovano e Veneziano. Sempre per la cronaca vi mostro queste immagini che arrivano dalla 13, dove un mezzo pesante che trasportava mobili è andato a fuoco poco dopo le l'una di questa notte fra i caselli di Villa Marzana e Rovigo. Sul posto i mezzi di soccorso con la 13 che è stata chiusa al traffico. I pompieri sono arrivati dalla centrale, da Castelmassa, con 2 autopompe, 3 autobotti e 11 operatori. Hanno iniziato lo spegnimento del mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Il camion carico trasportava materiale vario di arredamento per la casa, tra cui cucine e stufe. Sono state poi rinvenute dopo lo spegnimento 3 bombole di GPL che sono state poi coinvolte nel rogo. Durante le operazioni di spegnimento il traffico autostradale tra i 2 caselli in direzione nord è rimasto bloccato. Così quindi in provincia di Rovigo nella notte. E c'è ancora una comunità, quella veronese, sotto shock per quanto accaduto nel pomeriggio di sabato in Lessinia, quei 2 bambini morti mentre giocavano in una ghiacciaia. La tragedia della ghiacciaia, così è già stata denominata, e ovviamente le indagini sono in corso perché restano da chiarire alcuni dettagli, tipo a chi spettava la vigilanza su quel manufatto. Resta il fatto che ci sono delle famiglie sotto shock, ancora sotto shock, che non si danno pace, e un'intera comunità, quella di Verona, che si prepara al lutto cittadino. Si aspetta l'ok quindi il nulla osta alla sepoltura dei 2 giovani, delle 2 giovani vittime. Tra l'altro, poche ore fa sul sito della scuola frequentata dai 2 bambini, da Michele e Tommaso, è comparso questo messaggio. Lo possiamo vedere: è il momento del silenzio, della riflessione sul senso della vita. La comunità scolastica abbraccia le famiglie dei nostri alunni della scuola primaria di Mizzole. Ciao Michele, ciao Tommaso. Questo il ricordo quindi dell'istituto scolastico. E c'è stato invece un lieto fine a Pordenone per un'altra vicenda che ha tenuto per molte ore l'Italia con il fiato sospeso. È stato salvato lo speleologo bloccato in grotta nel Pordenonese. Ha riportato una frattura a un braccio e alcune ferite. È provato ma in buone condizioni. Si tratta di un ragazzo di 22 anni che nella caduta non aveva riportato particolari danni alla schiena, ma le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili. L'uomo è stato recuperato quindi a notte fonda. Il salvataggio è stato completato questa mattina alle 6. Questa quindi la situazione. Abbiamo un altro aggiornamento di cronaca che arriva dal Padovano, dove è scattata la denuncia per una ragazza di 19 anni residente a Fontaniva. Andava al lavoro nonostante fosse positiva al Covid. Vediamo. Il servizio dovrebbe arrivare. I fatti
fatti risalgono al maggio scorso, ma la giustizia non dimentica. A finire nei guai una giovane donna di origine romena, 19 anni, residente a Fontaniva. Nonostante fosse risultata positiva al coronavirus, essendo asintomatica ha continuato a recarsi ogni giorno sul posto di lavoro, un'azienda di Tezze sul Brenta. Durante uno spostamento, la 19enne è incappato in un controllo dei carabinieri di Cittadella, che hanno scoperto come il suo nome risultasse nell'elenco dei positivi. Dopo averla riaccompagnata a casa è scattata l'indagine che ha portato alla denuncia per la violazione della quarantena. La giovane donna rischia una reclusione da 3 a 18 mesi e il pagamento di un'ammenda tra i 500 e i 5.000 euro. Sono collegato, li vedo entrambi, li saluto e li ringrazio con Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno al nostro consulente aziendale, volto che ormai tutti voi conoscete, salve, Nicola Palumbo. Comincio da lei, sindaco Nesto, perché in queste ore sta facendo davvero discutere la proposta dei sindaci del litorale. Avete scritto una lettera al ministro Garavaglia per chiedere che cosa? Allora, noi abbiamo scritto varie lettere al ministro Garavaglia e siamo sempre stati anche ascoltati. Prima di tutto volevamo assolutamente, in termini di sicurezza, noi le nostre città sono molto sicure, però in questo momento di grandi difficoltà abbiamo bisogno di un aiuto, che non possono bastare le polizie locali dei nostri territori, ma devono esserci degli aiuti anche dallo Stato. Poi ovviamente abbiamo fatto presente che il turismo è stato la grande cenerentola di tutta questa vicenda e quindi dobbiamo avere assolutamente delle misure adeguate per il turismo, sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda i lavoratori. Il terzo tema è quello del recovery plan. I comuni piccoli, come molto spesso si tratta dei comuni turistici balneari, sono stati dimenticati dai fondi che verranno dati dal recovery plan. Per cui noi assolutamente vogliamo che i comuni balneari, magari anche aggregati tra di loro, come nel caso della Costa Veneta, in una conferenza come la nostra, vengano considerati, perché abbiamo bisogno veramente di puntare su infrastrutture, su progetti green, su tutta una serie di situazioni anche di promozione, perché la ripartenza è importante. Ultimo tema, ovviamente, il tema dello status di città balneare, che per noi è fondamentale. Cioè, queste nostre città sono città a fisarmonica, piccole d'inverno e molto grandi d'estate. Faccio l'esempio di Cavallino, il mio comune. Siamo d'estate 50, 60, 70.000, sino addirittura 100.000 e d'inverno siamo 13.500 abitanti. Di tutto questo aspetto bisogna tenerne conto e abbiamo quindi scritto al ministro Garavaglia di tutti questi temi: sicurezza, status della città balneare, risorse, recovery plan, perché abbiamo assolutamente bisogno che si tenga conto di queste nostre tipicità. E, sindaco, però avete chiesto anche di posticipare l'avvio dell'anno scolastico. Beh, allora, se la domanda era questa, è una manovra che è a saldo zero. Noi abbiamo fatto un discorso un po' più complesso. Abbiamo chiesto che più che posticipare, la scuola è importantissima, i nostri ragazzi hanno avuto veramente delle grandi difficoltà, hanno perso la socialità, hanno perso le lezioni in presenza, però potrebbero anche perdere delle esperienze di vacanza con la propria famiglia, con le proprie amicizie. Allora si potrebbe pensare o di ritardare l'anno scolastico, ma soprattutto di pensare alla settimana corta o a dei campus presso le nostre località che sarebbero sicuramente delle soluzioni adeguate. Ed è per questo che noi chiediamo, perché le gite non le hanno fatte, non hanno potuto sperimentare delle situazioni che di solito nell'arco dell'anno scolastico possono fare. Hanno effettivamente avuto la DAD, quindi la socialità ne ha risentita molto. Allora io dico, teniamo presente che settembre-ottobre potrebbe essere il periodo buono per fare degli esperimenti importanti, magari appunto, ripeto, la settimana corta, che questo aiuterebbe sia il turismo ma anche i ragazzi a riprendere una socialità e delle esperienze di viaggio, di turismo. Quindi diciamo più che un posticipo tout court, chiedete diciamo un inizio graduale
che possa venire incontro alle esigenze delle famiglie, degli operatori e degli stessi ragazzi che hanno questi problemi oggettivi di socialità. Assolutamente, concordo. Che, tra l'altro, Sindaco, questi problemi di socialità stanno emergendo in maniera drammatica, lei ne ha fatto riferimento prima, con le scene che vediamo di movida, è stata ribattezzata selvaggia lungo il litorale, soprattutto a Jesolo. La situazione è così grave come appare? Allora guardi, la situazione è preoccupante, oserei dire davvero tanto preoccupante, non so se sia grave, però mettiamoci nell'ordine di idee che il Covid, la mancanza completa di ogni socializzazione, di ogni relazione, ha portato degli squilibri importantissimi negli adulti, in tutti noi. Figuriamoci in questi ragazzi che effettivamente sono stati trattati molto spesso al margine del problema. Quindi io mi sento veramente di dire che bisogna renderci conto del vero danno psicologico di relazione, e adesso si aggiunge il fatto che non ci sono luoghi che possano accoglierli perché sono ancora chiusi. Quindi ci troviamo che non sanno dove andare, hanno ricominciato a uscire e quindi hanno delle difficoltà di relazionarsi, e in più a questo si aggiunge il fatto che non abbiamo spiegato, non abbiamo portato il messaggio corretto. Non abbiamo le forze per gestire questi fenomeni e quindi ci si trova in una situazione veramente difficile come istituzioni, come adulti. E anche ovviamente oggi non c'è stata ancora una risposta rispetto al tema delle discoteche, che non deve essere l'unica risposta, però può essere una delle possibili risposte, con criteri adeguati, con mezzi adeguati. Veramente la riapertura di questi luoghi del divertimento potrebbe essere una delle risposte da dare, non l'unica. E invece lasciare questo fenomeno senza nessuna gestione, lasciarla tra l'altro alla buona volontà di operatori privati oppure di sindaci, senza dare agli sindaci gli strumenti per gestirla, la trovo veramente una cosa folle. Quindi di fatto, Sindaco, voi vi siete in qualche modo stretti attorno al primo cittadino di Jesolo, Zoggia. Assolutamente. State facendo di fatto fronte comune. Quadrato. Stiamo facendo quadrato perché vedete i fenomeni, Cavallino non ha questo problema, ha altri problemi, ma il tema della sicurezza e dei giovani non c'è, però ogni spiaggia ha le sue particolarità e noi dobbiamo valorizzare le particolarità di ogni nostra località. Jesolo ha la particolarità della movida, della possibilità del divertimento, eccetera. Non possiamo minare le basi per una tipicità di questa località, perché in questo momento storico nessuno ha pensato ai giovani. Lo trovo veramente una cosa che mi lascia perplessa a dir poco. Si doveva pensare che dopo la fine del lockdown, quando si comincia a rientrare nella normalità, le disfunzioni dal punto di vista antropologico, sociale ci sarebbero stati. E a maggior ragione io capisco sti ragazzi, non giustifico la violenza, ma capisco i ragazzi. Noi, una società civile, deve porsi questo tema e deve trovare delle soluzioni. Palumbo, visto dal mondo dell'impresa, le richieste del sindaco Onesto, che rappresenta in questo momento tutti i comuni del litorale da San Michele al Tagliamento, quindi Bibione fino a Rosolina, Portoviro, Porto Tolle, come le giudica? Giudico bene, nel senso che dice cose di assoluto buonsenso. Capisco anche quella richiesta di chiedere che la scuola inizi dopo, o comunque che inizi in modo graduale, anche se temo sia difficile portare a casa questo intervento, perché sappiamo che in Italia insomma certe cose non cambiano mai, soprattutto sul mondo della scuola. Penso anche che sia stato uno dei settori più colpiti da questa grave crisi, emergenza, e che debba avere le maggiori attenzioni da parte del pubblico amministratore. Credo che sia stato fatto poco rispetto al danno, chiaramente le risorse sono scarse. Credo anche che questa crisi ci ha posto davanti agli occhi il fatto che serva davvero un piano strutturale
nazionale per il turismo, perché se no si rischia, come in questo caso, come nel caso della manodopera che non c'è o che comunque si fa molta fatica a reperire, a lasciare al singolo esercente o al singolo sindaco il ruolo di far fronte a un'emergenza per la quale magari non ha spesso le armi giuste. Quindi spero che l'appello venga ascoltato, spero anche che ci sia l'occasione di allargare un tavolo con quanti più soggetti, perché la situazione è stata davvero dura e l'incertezza che accompagna questo mondo, l'incertezza che scoraggia tanti, scoraggia i turisti, scoraggia i lavoratori, scoraggia chi vuole investire. Quindi, prego. Tra l'altro, Palumbo, sulla questione della manodopera ritorniamo fra poco, perché vorrei un commento anche da parte di Nesto. Tutto questo si inserisce all'interno di ristori che continuano a essere insufficienti, perché le notizie che arrivano dai vari commercianti, dal settore dei servizi, è che tutto se ne sta andando in tasse fondamentalmente. Essenzialmente sì. Gli interventi dovevano forse essere di due ambiti: il primo di iniezione di risorse, il secondo di detrazione e di sospensione o annullamento delle imposte. In questo secondo campo si è fatto poco e giustamente commercianti, esercenti, proprietari lamentano la mancanza di interventi seri in questo ambito. Penso anche che ormai si tenda sempre più ad attendere questo recovery plan, questo Next Generation EU, come una sorta di manna che deve giungere per portare interventi in sistema. Spero che non sia una foglia di fico dietro la quale nascondersi per poi ragionare all'italiana, mi passi il termine, ovvero sia sparpagliare risorse in modo poco intelligente, senza una progettualità a lungo termine, senza guardare alle necessità. Penso che si sia fatto poco, ripeto, che le risorse siano scarse, su questo dobbiamo dircelo. Se abbiamo conti pubblici disastrati non è certamente colpa di chi c'è ora, è una cosa che continua da 30-40 anni, però tenere i conti in ordine serve proprio per fare fronte alle emergenze nel modo corretto. Se per anni abbiamo buttato via i soldi dalla finestra, non possiamo lamentarci oggi se questi soldi mancano proprio nell'emergenza in corso, quando interi settori appunto sono lì che richiedono iniezioni di liquidità e queste arrivano sempre scarse. Diciamo che i dubbi attorno all'attuazione del recovery plan, visti i precedenti, sono sempre legittimi, ecco, per quanto poco. Adesso abbiamo qualche istante di pubblicità. Vi ricordo che alle 12:30 circa ci sarà il governatore Zaia dall'unità di crisi di Marghera, ma prima con Nesto e Palumbo vorrei concentrarmi sui temi di questa manodopera che non c'è, soprattutto nel comparto del turismo. Fra poco. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Sono sempre con Nicola Palumbo, consulente aziendale, Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, ma anche da poche settimane presidente della conferenza dei sindaci del litorale. Sindaco, prima Palumbo ha fatto un riferimento all'assenza di manodopera, soprattutto nel mondo del turismo. Cavallino Treporti è una delle località più importanti a livello europeo, soprattutto per il turismo, diciamo così, all'aria aperta, il turismo dei camping. Com'è la situazione lì da voi? Come in tutta la costa, nel senso che il lavoratore stagionale non si trova, perché molto spesso si trattava di persone che arrivavano da fuori il comune, in particolare in certe zone d'Italia, che quest'anno non sono arrivate, e quindi mancano i lavoratori stagionali, mancano le professionalità, perché in taluni casi le persone hanno preferito percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che vari sussidi, e quindi ci troviamo con una situazione che da una parte mancano i lavoratori, dall'altra talune categorie di lavoratori stagionali sono stati trattati molto male, non hanno avuto i sussidi adeguati, e dall'altra ancora abbiamo le aziende che oggi stanno facendo fatica perché oggettivamente le professionalità più complesse non si trovano. Quindi il mercato del lavoro richiede una riforma totale,
ma oserei anche aggiungere un'altra cosa. Già qualche anno fa, come sindaci della conferenza del litorale, avevamo fatto presente all'allora ministro che il balneare ha una sola stagione, cioè quella estiva, al contrario delle città d'arte, al contrario della montagna. Quindi non si può pensare di avere lo stipendio d'estate, la NASPI ridotta e poi queste persone come fanno a resistere durante l'inverno? Bisogna assolutamente pensare a un sistema che sia premiale per chi ha una stagione sola, che possa essere un ragionamento di una NASPI completa oppure della formazione invernale, perché così le categorie si trovano poi ad assumere le persone già formate. E a questo io poi ovviamente chiederò anche, l'ho già chiesto ma ho dovuto rallentare rispetto al tema Covid, alle categorie un allungamento della stagione estiva, perché anche questo cercando di fare delle attività promozionali sulle code, cioè nella primavera e nell'autunno, per poter avere delle soddisfazioni maggiori in termini lavorative, sia per le imprese che per i lavoratori stagionali ovviamente. Palumbo, il sistema è drogato? Beh sì, non potrebbe essere in modo differente, nel senso che siamo all'interno di una grande bolla che si chiama emergenza Covid, che ha cambiato tutto e che speriamo sia pro tempore. Aggiungo ai fattori che hanno portato a questa situazione difficile anche il fatto che lei ricorderà bene quest'inverno, quando poche ore prima dell'apertura degli impianti nelle zone di montagna si è scelto invece di mantenerli chiusi e di quindi rimandare a casa tutte quelle persone che avevano invece trovato occupazione come lavoro stagionale. Ecco, se io fossi un giovane che deve farsi la stagione estiva, e spesso parliamo di persone che non sono di professionisti esperti, ma sono persone che vogliono apprendere un mestiere e mettere via qualche reddito per le proprie cose, penserei bene di investire il mio tempo sul turismo, proprio perché la volta scorsa 4-5 ore prima mi hanno detto stai a casa. Ecco, questo è una colpa dello Stato, il Covid non c'entra nulla, programmare bene significa anche concedere alle persone l'occasione di poter pensare al proprio futuro. Ovvio che ci sono anche mille altri fattori, i contratti spesso non all'altezza, diceva bene il sindaco, ma anche fattori di fisco che sono molto impellenti e pressanti. Penso che sia necessario analizzare questo fenomeno, questa situazione davvero col cappello dell'emergenza Covid in testa, perché non penso che sia un elemento di crisi di struttura, ma penso altresì che sia all'interno di una bolla che purtroppo ci stiamo portando dietro. Servirebbe chiarezza in tante cose. Lei ricorderà che fino a pochi mesi fa non si sapeva neanche cosa si sarebbe potuto fare nella stagione estiva. Tutti si preparavano, ma come, quando, Green Pass, non Green Pass, cosa devo fare? E questo per un lavoratore che deve pensare al suo futuro forse è più opportuno pensare ad altro invece che magari contattare un albergo, un ristorante e farsi la stagione fuori casa. Bisogna tenere duro, dobbiamo ridare incentivi a questa professione. Non so se sta arrivando Zaia, comunque sono in attesa di un cenno dalla regia, no, non sta arrivando, quindi Sindaco, se la sente di lanciare un appello magari ai giovani che adesso sono a casa senza lavoro, perché magari prendano in considerazione l'ipotesi di trascorrere l'estate in qualche struttura ricettiva? Allora, assolutamente mi sento di dirlo, ma farei un appello un po' più in generale. Prima di tutto formatevi, non trascurate la formazione, perché è fondamentale se si vuole avere poi soddisfazione lavorativa. Non vuol dire formazione necessariamente universitaria, anche se ben venga, vuol dire formazione tout court. Il barman deve saper fare il barman, il bagnino deve farsi i suoi corsi, ma deve continuare ad approfondire. Anche le professioni più semplici, eccetera, devono assolutamente puntare sulla formazione. Poi l'esperienza, io credo che quest'estate potrebbe essere un banco di prova eccezionale se si vuole fare delle esperienze. C'è talmente tanta
tanto bisogno di operai, di certo, persone, di amministrative, che varrebbe veramente la pena fare delle esperienze per provare delle cose che magari possono diventare un'esperienza isolata o delle professioni per il futuro. Per il futuro. Grazie davvero per questo messaggio, Sindaco Onesto, grazie a voi. Nicola Palumbo, il nostro consulente aziendale. È appena arrivato Zaia, ci colleghiamo con Marghera. Relativa al Covid. Allora io darei come di consuetudine il bollettino, dopodiché faccio alcune considerazioni, alcune informazioni, domande, poi lascio la parola all'assessore Lanzanevi e poi io torno a Palazzo Balbi, quindi devo andare via una volta dall'una, sono una mezz'oretta, sto qui. Tamponi molecolari sono 5.700.848 e tamponi rapidi 5.283.675. In totale sono 10.984.523. Quindi vorrà dire che in settimana superiamo gli 11 milioni. Positivi nelle ultime 24 ore sono 45. Su pochissimi tamponi, peraltro, su 5.000 tamponi, pochissimi, sono tanti per molte altre regioni, per noi sono pochi, 0,88 di incidenza, 45, capite che sono 7, 14, 28, sono 6, 7, 7 per 7 è 49, 6 tamponi, adesso facciamo 7 positivi per provincia, che comunque è l'indicatore che il virus c'è. Il totale di positivi ad oggi sono 425.699. I positivi ad oggi, ovviamente in virtù delle negativizzazioni, sono 4.606, cioè sono persone che sono ancora isolate in attesa di negativizzazione. I ricoverati totali sono 251, meno 1. E questi 251 sono così suddivisi: 238 in zona non critica e 13 in terapia intensiva. La terapia intensiva ovviamente non Covid è di 3,64 che assommati ai 13 fa 3,77. Totale di decessi è invariato, 11.619, i dimessi 22.195. Allora guardate, brevi considerazioni, non ci vediamo da una settimana o giù di lì. Allora, brevi considerazioni. La prima, che è un quesito che i cittadini fanno, no, costantemente, lo fanno anche a voi immagino, che è dire: ma è finita? Dobbiamo preoccuparci della variante Delta? Basta terrorismo mediatico con il Covid? Noi non siamo qui per quello, siamo qui semplicemente per dare informazioni. Ormai è assodato che l'unico metodo per avere, diciamo, una fonte ufficiale è fare queste conferenze stampa che grazie al vostro aiuto poi raggiungono i cittadini. Allora, prima considerazione: il virus c'è e quindi la guardia non va mai abbassata, perché se ci sono state 45 persone che negli ultimi 24 ore sono infettate, evidentemente, viste le condizioni climatiche, visto che viviamo all'aria aperta eccetera, hanno avuto, diciamo, dei contatti con delle altre persone che li hanno infettati. Allora, se restasse così potremmo dire che stiamo entrando in una fase di assestamento, no? Cioè il virus circola ma in condizioni minimali come oggi. La preoccupazione che noi abbiamo è di non preparare l'estate, preparare il virus all'estate e trovarci un esordio preoccupante a livello autunnale. Allora, ad oggi, altra domanda che si fa, ad oggi noi sappiamo che variante Delta, tanto per citarne una, abbiamo 27 casi censiti in Veneto. E in tutta sincerità non ci preoccupiamo del fatto che potrebbero aumentare, perché comunque è inevitabile, ve lo ricordate, le avete conosciute e vissute con noi, no? La variante brasiliana piuttosto che la nigeriana, l'inglese famosissima di dicembre o altre varianti comunque poi diventano predominanti, ce l'ha insegnato anche la dottoressa Ricci, che dice poi la variante che cos'è? Non è una brutta sorpresa, è che il virus
cambia in continuazione, cioè il virus di oggi non c'entra più nulla con quello di febbraio 2020, punto. Il vero tema qual è? I vaccini funzionano, ad oggi rispetto ai casi che noi abbiamo avuto possiamo dire di sì, nel senso che anche la mamma del bimbo caso indice del camping di Chioggia, che è stata infettata da suo figlio, aveva 2 dosi di vaccino, fra l'altro RNA messaggero, si è infettata, era positiva, punto, non sintomatica. È come se noi andassimo a fare i tamponi in questo momento per l'adenovirus, un virus influenzale, alla popolazione sicuramente troviamo dei positivi, ma noi non troviamo malati a letto con la febbre, troviamo quelli che noi una volta definivamo portatori sani, ma non, cioè il virus soggiorna in alcuni individui, allora soggiorna e poi se ne va, trova degli ospiti e poi se ne va. Allora, detto questo, qual è il vero tema? Il vero tema è che la Regione Veneto, in tempi non sospetti, modificando il piano di sanità pubblica, ha deciso di fare tamponi e di farli a prescindere. Voi sapete che abbiamo tamponi obbligatori, fra virgolette obbligatori, che noi riteniamo obbligatori, che sono quelli del monitoraggio del personale ospedaliero, degli ospiti dell'ospedale, del personale delle case di riposo, degli ospiti delle case di riposo. Ovviamente c'è tutto il mondo della sanità, per capirci, del sociale. Ovvio che questo lo facciamo per tenere in sicurezza questo mondo. A questo mi ha detto vogliamo stabilire un target di almeno 30.000 tamponi al giorno da dedicare alla popolazione, ma in un momento nel quale tu fai 45 positivi, capite che davanti a noi si presentano 45 positivi che ci dicono sì, ho mia morosa a casa con la quale convivo, o vivo con la mamma e col papà, e ho un compagno di lavoro con il quale ho avuto più contatti, è una roba che ormai si sfila. Io ringrazio i direttori generali delle ULS che comunque 20.000 tamponi al giorno riescono a fare, con acrobazie paurose. Nell'ultima riunione abbiamo detto di interessare tutte le Proloco, le associazioni di categoria, le aziende private, luoghi di aggregazione, spiagge, sagre, concerti, insomma tutto quello che prevede luoghi di aggregazione. Faccio appello a tutte queste realtà, qualora volessero mettersi a disposizione, so che i direttori si sono attivati eccetera, ma lo dico anche qui perché i direttori giustamente mi dicono provi lei a fare un po' di moral suasion, se c'è modo di avere associazioni in generale, associazioni di volontariato, i carabinieri in congedo, se modo di qualcuno si mette a disposizione. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo, sto facendo appello ai cittadini, da domani possono tranquillamente andare in uno dei Covid point con accesso diretto, senza ricette, senza niente, semplicemente per, come si può dire, a rispondere a una chiamata di popolo, perché noi abbiamo necessità di monitorare il grado di circolazione del virus, perché si sta presto di fare tamponi di qua, fare tamponi di là, ma la gente deve mettersi davanti a te con il naso e farsi infilare il tampone, cioè non è che tu puoi andare a ordinare, e noi lo stiamo vedendo in questa fase, abbiamo difficoltà a fare tamponi perché giustamente uno che non ha raffreddore non è che prende la macchina, va al Covid point per dire mi faccio un tampone. Lo può fare se gli viene un dubbio, no? Un po' di mal di testa, un malessere, dice ma non sarà mica il Covid, non è mica la variante Delta. Allora, abbiamo verificato che anche la famosa storia che bisogna fare i tamponi, cerchi di concentrarsi eccetera, che tu non puoi prendere la gente, legare le mani dietro la schiena e dire adesso ti faccio il tampone. E mi sembra anche logico che sia bene così, no? Visto che predichiamo il rispetto delle libertà. L'unica cosa che posso fare è dire, se qualcuno vuole fare un atto, come si può dire, di pensare al bene comune, nel senso, dice vabbè, ho 2 minuti, vado a farmi un tampone, non servirà a nulla, diciamo, gli farà perdere anche tempo, ma è un'azione di volontariato, perché se noi arrivassimo dai nostri conti a 30.000 tamponi al giorno saremmo più contenti. Allora, il grado di circolazione oggi del virus è quasi zero. Voi capite
che facciamo una marea di tamponi. Voi vedete i tamponi, quelli ufficiali, dopo noi facciamo i famosi quelli del monitoraggio, però non ce n'è. Però è fondamentale fare appello ai cittadini. Allora, il Covid Point, accesso diretto a chi volesse andare a farsi un tampone, e poi dall'altro tema, ovviamente un appello a tutti coloro che fanno parte, non so, un appello che faccio alle Proloco, alle Sagre, a tutte queste realtà che adesso vedo che pian piano stanno partendo, che magari contattino le ULSS e si mettano a disposizione, se ritengano di farlo, magari con un gazebo, per dar modo da parte dei sanitari di fare campagne di tamponi. Penso ai supermercati, faccio appello a chi volesse mettersi a disposizione, per noi è fondamentale. Questo per arrivare a settembre con un monitoraggio, sì, assolutamente sì, con un monitoraggio che ci è utile. Allora voi capite che è come avere l'acqua calda, l'acqua, no? Noi dobbiamo verificare che non passi mai a una certa temperatura, è un fatto di conservazione, e siamo lì sempre in continuazione col termometro. Il termometro sono i tamponi che ci danno il livello della temperatura di quel vaso d'acqua. Noi vorremmo arrivare a settembre dicendo: guarda, io ho iniziato a misurare la temperatura durante tutta l'estate, ho visto che pian piano si alza, perché trovo sempre qualcosa in più di positivi, ma ci vogliono campioni, no? Quindi è un appello anche ai volontari che volessero sottoporsi ai tamponi. Sulla fronte delle vaccinazioni sta andando bene, perché comunque come prime dosi, vi do i dati aggiornati a stamattina, prime dosi, quindi vuol dire che molti hanno già fatto anche la seconda dose. Gli over 80 ormai sono al 93% seconda dose fatta. Comunque over 80 sono 99, se volete fare una tabellina, 99% hanno avuto almeno una dose. 70-79 anni 89, questi sono dati ufficiali di stamattina. 60-69 83, 50-59 73, 40-49 anni 62%, 30-39 anni 51. Adesso c'è un fenomeno. Allora, noi stiamo aprendo agende, vi daremo dati, penso già domani, più di proiezione su eventuali nuove aperture, forse ce la facciamo domani. Dal post 4 agosto, voi sapete che ad oggi noi abbiamo le agende aperte fino al 4 agosto e le prenotazioni si sono fermate al 4 agosto per un fatto di avere certezza nelle forniture. Come avete visto, la nostra strategia ci ha permesso comunque di gestire, con non pochi problemi, ma di gestire le agende senza chiamare a casa i cittadini e dire di non presentarsi più, quindi è stata premiata la nostra strategia, prudente, anche di non vaccinare con AstraZeneca, di non fare i famosi open day, perché poi prevedevano il richiamo eterologo e quindi ci avrebbero mandato in crisi. Però è pur vero che c'è un nuovo fenomeno, che molti cittadini hanno deciso di vaccinarsi, ma anche hanno deciso di procrastinare la vaccinazione all'autunno. Se il quesito è: me lo faccio in autunno perché così mi dura per l'inverno, possiamo invece dire che il quesito, la risposta utile è che se te lo fai adesso il vaccino, arrivi all'autunno già carico di anticorpi, e ormai è assodato che almeno un anno ad oggi la carica anticorpale resiste, tanto è vero che c'è qualche scienziato che dice, se non sbaglio il professor Burioni lo ha detto, o non mi ricordo, forse il professor Burioni, ma si legge anche nella letteratura scientifica, che dice che addirittura ai guariti, forse non l'ha detto il professor Galli, che ai guariti varrebbe la pena ancora di non fare il vaccino, cioè chi ha avuto gli anticorpi naturalmente dall'essersi infettato con il Covid, e quindi questa è la maggior dimostrazione che insomma la risposta anticorpale è duratura. Dopodiché ricordo che il vaccino è libero, volontario, quindi per noi resta una pietra miliare questo, il fatto che sia volontario, quindi chi vuole se lo fa, chi non vuole non se lo fa. Però insomma la risposta del vaccinale è importante. Se avete domande poi lascio la parola all'assessore Lanzarini. Tosatto, Vanzan, Giacomuzzo, Moscati, Di Gennaro. Buongiorno Presidente. Buongiorno.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, siccome le regioni lamentano un calo nelle forniture a luglio, è prevedibile un rallentamento e un calo del numero di vaccinazioni su base settimanale, diciamo, a luglio? Ma guardate, io ho capito una cosa, ed è una cosa che l'ho verificata in tutti questi mesi, che quando ti arrivano tanti vaccini non è altro che l'anticipo della fornitura del trimestre. Quindi se voi fate i conti, alla fine i conti del trimestre ci dicono che quello che ci hanno dato prima non ce lo danno dopo. Allora noi sicuramente andiamo avanti con una marcia, inseriamo una ridotta, perché vedete ormai sono 40-45 mila vaccini al giorno, insomma, li facciamo, ma le forniture che sono sostanzialmente ridotte del 44% ci impongono, se voi andate a vedere oggi, se non ricordo male abbiamo 526 mila dosi, una roba del genere, e ne abbiamo solo 140.000 se non ricordo male di Pfizer, ma il che vuol dire che noi lavoriamo con quelli e gli altri sono richiami, cioè se dobbiamo pensare a nuove dosi sono infinitesimali quelli a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson, perché vuole andare sopra i 60 anni dove abbiamo già ultravaccinati. Quanti sono? 565.969 totali, tutti 565, 969 totali. Sì, stamattina. Pfizer 180.462. E Moderna abbiamo anche Moderna 28.302. Johnson & Johnson 118.312, AstraZeneca 238.393. Magari dopo vediamo anche questa parte della tabella così ce l'avete per oggi. Quindi noi lavoriamo sempre sul budget dei 180 più 20.000 sui 200.000, se facciamo 40.000 al giorno vuol dire 5 al 420, sono 5 giorni e è finita, vuol dire che... ma noi non possiamo chiudere il weekend, quindi abbasseremo sempre diciamo, la media giornaliera. Ecco, un'altra domanda che non c'entra per la verità. Prego. Con il Covid, oppure c'entra, insomma, ma oggi il Sole 24 Ore le attribuisce un indice di gradimento pari al 74% tra i presidenti di regione, che è di gran lunga il più elevato. Ora, lei... questo fatto di per sé non dovrebbe stupire, visto il risultato elettorale che ha avuto, plebiscitario. Lei ritiene che la gestione del Covid abbia influenzato questo indice di gradimento e che in qualche modo l'onda di critiche che c'era stata nella seconda ondata sia stata assorbita dagli sviluppi successivi? No, guardate, io penso una cosa, che intanto, come si può dire, le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano, no? I sondaggi. E quindi io ringrazio per la fiducia, però non è un punto di arrivo, è un punto cioè, tu devi governare a prescindere. Se io avessi pensato ai sondaggi, perché i fenomeni della politica, che è qui che sa sempre tutto, si dimenticano che quando io chiusi il 21 febbraio del 2020, decisi di fare l'ordinanza per la zona rossa di Vo, chiudere il carnevale, chiudere mezzo mondo, le chiese, i teatri, il cinema, le scuole, cioè, c'erano i titoli, cioè crollano i sondaggi, Zaia criticato, ve lo ricordate? Invece i cittadini hanno capito che tu lo fai col cuore, fai per... scelte da buon padre di famiglia che possono piacere o non piacere. Questa è la soddisfazione che ci vedo io sul sondaggio, no? Che dà anche il grado di maturità di chi ti valuta. Quindi chi entra a gamba tesa nei momenti di difficoltà di un amministratore o di un'amministrazione viene sempre percepito come l'elemento di disturbo che approfitta della difficoltà. Il cittadino non è stupido, perché se a te sta tanto a cuore la salute di una persona, te ne occupi tutti i giorni, no? Non te ne occupi solo quel giorno che va a 40 di febbre e la devi ricoverare. Tu dici magari gli portavo un'aspirina prima, magari gli chiedevo come stava. Sapete, io ho capito una cosa, che su queste vicende in generale, ed è brutto dirlo, molti approfittano del momento di difficoltà per pensare di portare a casa, come se dietro a una difficoltà ci fosse l'inettitudine
non di una persona ma di una squadra intera. Allora, che una persona possa far danni, questo è, penso, sancito dalla storia, ma che una squadra intera di persone in grado di intendere e di volere, di assoluta e elevatissima professionalità, si mettano tutte d'accordo come grande fratello per far sì che il mondo vada in paralisi, questa la vedo un po' più difficile. Insomma, io ho sempre garantito totale autonomia ai miei dirigenti e li ringrazio per il lavoro che hanno fatto, quando è andato bene e anche quando è andato male, perché non è facile. Poi sapete, quei fenomeni ce ne sono a tutte le ore, però qualcuno dovrebbe spiegarmi perché in una condizione, pensate, lo dico anche spesso, prima fase, le regioni a noi contermini, che a differenza di tutte le altre fasi avevano misure restrittive uniformi a livello nazionale, avevamo lockdown. Nonostante questo, voi prendete il Veneto e le regioni contermini, al Veneto è andata bene, alla Lombardia è stato un bagno di sangue, lo sapete, la prima fase, Trentino non è andata bene, Friuli gli è andata benino la prima fase, Emilia Romagna ha avuto non pochi problemi su metà regione. Se qualcuno riesce a spiegarci questo, a meno che non si liquidi sempre con l'inettitudine del governo del momento, che poi è lo stesso che dopo 3 mesi ha avuto condizioni migliori rispetto a quelli che andavano bene prima. Capite che vedo troppa gente che insomma semplifica troppo sta roba. Per cui allora, ringrazio tutti, però guardate, questo sondaggio io lo dedico a tutta la mia squadra, perché da solo non potrei far nulla, alla mia squadra di giunta, di consiglio e a tutti coloro che lavorano con noi. Io sono solo, come si può dire, ho solo la fortuna di essere sotto il riflettore a fare il portabandiera, perché è un lavoro di squadra questo. Ovvio che non stimola a lavorare ancora di più, questo è poco ma sicuro. Un'ultima cosa che risolvibile con un sì o con un no. Ha già firmato... Cioè mi stai dicendo di far veloce? Per non rubare tempo alle altre domande. Ha già firmato i referendum per la giustizia della Lega e dei radicali? È dura che te mi fai una domanda così. C'è dappertutto, c'è la foto, ho firmato ieri. Va bene, vede, si perdono colpi, no, con la... non hai letto i giornali. Va bene. No, ho fatto ieri. Ieri ho firmato i 6 referendum, se si è firmato. Ok, grazie. No, grazie a te. Vanza. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Giusto per capire, quindi aprirete le prenotazioni anche dopo il 4 agosto? Sì. 4 agosto. Sì, perché da noi... oggi? Da quando? No, non da oggi, ho detto darò comunicazioni i prossimi giorni o daremo comunicazione all'assessore, adesso vedremo. Va bene. Non lo possiamo fare oggi, Alda, o domani, forse domani, ma sarà difficile, perché stiamo attendendo di avere un minimo di carte scritte per fare un po' di programma, perché c'è poi... È scocciante dire a un cittadino guarda devo cambiarti la data della prenotazione, soprattutto d'estate, magari si organizzerà anche delle ferie, qualcosa, delle vacanze o degli impegni. Questa nuova tendenza di cui lei ha parlato, di parecchie persone che tendono a rinviare all'autunno il vaccino dicendo vabbè così mi dura di più, tanto l'estate non mi serve. Il virus comunque circola meno. Secondo lei è sbagliata anche per la vicenda della variante Delta? Sì, fondamentalmente per quello. Perché comunque è sempre il principio della pallina del flipper che vi dico sempre, più ostacoli trova, cioè più ospiti vaccinati trova, meno radica, no? Meno si insedia. Dopodiché io dico anche un'altra roba, non voglio inquietare nessuno, ma se tu ti programmi per l'autunno non è che il virus ci dice che se mai dovesse tornare, guardate che qua non abbiamo scenari catastrofici, non sappiamo, punto. Tutto quello che dicono gli altri, se sono certi, firmino a cambiare in bianco con il proprio patrimonio. È impossibile saperlo, e l'abbiamo capito ogni giorno. Però se io prevedo di vaccinarmi a ottobre e se il virus è ripresentato a settembre, io sono senza anticorpi, perché a ottobre, prima che mi porto a casa tutta la carica anticorpale, voglio ricordare che nella migliore delle ipotesi con un RNA messaggero mi passano 35 giorni. Pfizer e Moderna, sì, scusami. Vuol dire che se vado a vaccinarmi a ottobre, minimo la carica anticorpale diciamo più potente ce l'ho a metà novembre, andando al 1° di ottobre. Quindi vorrei ricordare questo ai cittadini, non è che tu fai la puntura e sei a posto. Per quanto riguarda invece la campagna tamponi, quando lei dice i direttori generali delle ULS
facendo i salti mortali sono riusciti a farne solo 20.000 rispetto al... È perché la gente non si presenta? No, giustamente non ha bisogno di fare tamponi, cioè, qua siamo veramente a livello di volontariato unico, perché poi parlarsi, cioè, io ci ho anche pensato, e se ci pensate assieme a me, a quante volte abbiamo sentito dire che dobbiamo fare tamponi, sì, li fai a quintali quando c'è il virus, ma quando non c'è la gente giustamente non è che dice a fare un tampone. Voglio ricordare che i direttori gli abbiamo dato un budget che già quello che fanno oggi è 10 volte quello che era previsto dalla direttiva nazionale, ma noi abbiamo voluto tenerlo alto. Vi ricordo che noi dobbiamo fare per legge, fatemi fare un conto, 150 tamponi ogni 100.000 abitanti. Cosa viene fuori? Sono 1.500 per 4, 6.000, sono 7.000 tamponi. Noi abbiamo 5 milioni di abitanti, 1.500 per 5 fa 5, 25, 7 milioni e mezzo di 7.500 tamponi al giorno. Questo è quello di base. Noi stiamo già facendo tamponi come se fossimo in zona arancione, questo ve lo posso dire, perché la direttiva nazionale dice se sei zona bianca fai questi, se sei zona gialla fai questi. Noi con 20.000 tamponi siamo già zona arancione, cioè nel senso che ci comportiamo come avessimo, cioè, già negozi chiusi, però se noi vorremmo arrivare alla zona, fare tamponi da zona rossa. Siamo gli unici in Italia che stanno facendo sta roba, però guardate, la fatica è immane. Io ve lo devo dire perché sinceramente anch'io mi ero illuso di fare 30.000 tamponi, insomma il Veneto può fare 30.000, però giustamente ci vuole 30.000 nasi tutti i giorni. Quello non avevo pensato. No, solo per così si capisce. Tipo Sì, pensavo fosse molto più immediata la roba, no? Oppure tamponare 30.000 volte lo stesso anno. Sì. No. Cioè, l'esempio ieri l'USL Pedemontana aveva messo un'ambulanza in centro Asiago, era domenica, no? Su base volontaria sono riusciti a fare tutta la mattinata 40 tamponi, cioè ed era volontario, cioè non è che ne andiamo a prendere, però uno sa che c'è, può fare, però la gente è restia, insomma, ecco, quindi è difficile. Ma forse anche perché si è diffusa la voce, chiedo, che il tampone sia, non dico doloroso, ma fastidioso, solo che ma con quelli di nuova generazione è una... Grazie per questa osservazione, ne approfitto. Il tampone, allora è anche vero che noi abbiamo detto di fare almeno il 40% di molecolari, però il tampone in generale, se qualcuno volesse mettersi a disposizione per provare a fare un tampone, cioè per far parte, diciamo, di questo grande lavoro di squadra che facciamo noi in Veneto, chiedete il tampone di ultima generazione, che è come mettersi il cotton fioc nelle narici, cioè non c'è nessuna invasività, non c'è nessun tipo di invasività o dolore. Anzi, in teoria lo potresti dare direttamente al cittadino che si passa il cotton fioc e via. Adesso non so se ho detto una bestialità, ma insomma si fa così. Oppure addirittura il salivare, anche se lo stiamo utilizzando poco in questa fase il salivare. Però immagino che qualcuno abbia anche paura. Poi c'è una piccola nicchia che dichiara che ha letto su Facebook che viene introdotto il microchip con il tampone e dopo ti seguono. Sanno quando vai dall'amorosa, quando non vai dall'amorosa e altre robe del genere. Che noi abbiamo già il microchip. A me ne inseriscono un paio. Vi posso garantire che io, ve lo dico, siamo in estate per una battuta, vi posso garantire che noi abbiamo avuto rifiuti al tampone per questo motivo. Anche a scuola, sì. Scusi, avete avuto rifiuti? Col microchip da parte dei genitori, ve lo dico senza nessun problema, è successo st'inverno. E anche notizie anche da altre realtà, che ogni tanto viene fuori sta storia che viene inserito un vettore, che cavolo è, un georeferenziatore, insomma. Lo chiamano il microchip, insomma, cioè, che c'è una roba liquida che poi ti traccia tutti i comportamenti, cioè, vabbè, siamo tipo scie chimiche. Cambio argomento, Presidente, se è possibile. Ieri la conferenza dei sindaci dei comuni della costa veneta, quindi la costa che va da Bibbione fino da Cavallino, Bibbione, Giuro, Rosolina, hanno deciso di mandare una lettera al Ministro del Turismo per dire forse sarebbe il caso, visto come è partita la stagione,
di rinviare l'apertura della scuola. Il vostro assessore all'istruzione dice è un tema che può essere affrontato in giunta regionale, perché effettivamente settembre può essere un buon tema, un buon periodo per riprendere la frequenza turistica da un lato, e dall'altro non abbiamo ancora i ragazzi che sono del tutto vaccinati, quelli almeno sopra i 12 anni. La domanda è, ne avete discusso in giunta, affronterete il tema e lei cosa ne pensa? Ne stiamo discutendo da giorni. Vi devo dire anche in estrema sincerità che questa mattina avevamo già una delibera impostata per già spostare la data, perché la data comunque non è stata rispettosa di una festività che noi dobbiamo rispettare, che è il Kippur, festività ebraica, ed è giusto che tutte le comunità siano rispettate. Detto questo, la costruzione della data dell'apertura della scuola, come altre date, viene valutata attentamente in base a tutta una serie di festività delle diverse comunità, religiose e non che hanno, insomma, ci sono delle feste particolari. Quindi abbiamo fatto una delibera aperta, adesso sto vedendo assieme all'assessore Donazzan di identificare in giornata una data, diciamo, che potrebbe essere utile. Ho già un'idea in mente, ma non ve l'annuncio perché poi non vorrei sconvenire tutti i piani di tutte le famiglie. Di certo che va verso fine settembre e non verso l'inizio di settembre. Ricordo alle mamme che adesso magari si alzano in piedi, sono preoccupate, voce, cosa facciamo, i figli eccetera, che a livello scolastico regionale, ringrazio anche la dottoressa Palumbo, è stata prevista la possibilità di entrare, proprio perché comunque abbiamo alle spalle un anno di DAD, più di un anno di DAD, di frequentare gli istituti, percorsi di recupero, attività eccetera, quindi le scuole sono comunque aperte. In giornata ci darete questa data? Io spero proprio di sì, quindi prendetela al 90% sì. Carlo, se ti ricordi, perché ne abbiamo parlato anche stamattina, tanto è vero che la delibera per il Kippur era pronta e abbiamo deciso di ragionarci un po' sopra e vedere di capire e trovare una soluzione. Grazie. Prego. Giacomo. Buongiorno. Poi vi lascio l'assessore. Presidente, mi riallaccio al discorso delle vacanze. È preoccupato per il rientro dei vacanzieri? L'anno scorso si erano attivati i Covid per fare i punti tamponi negli aeroporti. Quello potrebbe essere un terreno? Sì, hai ragione, cioè, noi siamo pronti a tutto, nel senso che io penso che intanto i vacanzieri, bisogna dire che se vanno in luoghi dove c'è assembramento non debbono vergognarsi di portare la mascherina. Questo è il primo tema, perché l'emulazione al contrario purtroppo è la più grande nostra nemica, no? Perché se vai in una comunità dove la mascherina si usa poco, perché ci sono comunità dove si usa di meno che da noi, perché sono stati meno scottati dal virus, meno provati dalle vicende, è inevitabile che qualcuno dica portare la mascherina negli assembramenti. Certo che è un pericolo comunque di natura di sanità pubblica, di prevenzione. Cercheremo di capire anche l'evoluzione, ma io non vengo qua a farvi discorsi tragici. Oggi la situazione sta andando bene, punto. Domani sarà un altro giorno, ma negli ultimi 2 mesi insomma abbiamo visto una situazione veramente in totale remissione, questo lo dobbiamo riconoscere. Certo è che se non avevamo i vaccini la situazione sarebbe stata altra. Mi permetto, siccome colgo il grido di disperazione delle discoteche, e sembra quasi un controsenso, no? Fare le prediche e poi parlare di discoteche. No, io vi ricordo che le discoteche hanno le linee guida e hanno i gestori. Ecco, è vergognoso, lo sottolineo 3 volte, vergognoso, che lasciano chiuse attività e che legittimino piazze piene con musica e assembramenti da far schifo, perché a me arrivano delle immagini non dal Veneto, da paura, dove nessuno ha nulla da dire. C'è un paese civile che non può accettare questo. Non ce l'ho con le piazze piene, i concerti. Stabiliamo delle regole che siano uguali per tutti. Abbiamo un intero comparto economico ormai messo alla gogna e non capisco per quale motivo, cioè nel senso che è un pericolo l'assembramento in discoteca. Bene, tanto liquidiamo e ristoriamo per bene questi gestori e stabiliamo che tutti gli assembramenti simili alla discoteca, che hanno quelle caratteristiche, devono scomparire.
ma tu non puoi avere della gente che paga le tasse, che è costretta a star chiusa e nella piazza davanti al loro locale fanno i concerti con migliaia di persone ammassate. Dai, è una presa per i fondelli, è ridicola sta roba. Lo dico perché veramente ho l'impressione che non tenga ancora tanto, perché noi siamo sollecitati quotidianamente da sta storia, ma di video, denuncia, di tutto c'è. Se volete ve ne mando anche. No? Volevo chiederle poi una precisazione per quanto riguarda i sanitari che a gennaio, dicembre, i primi hanno fatto il vaccino. C'è già un'indicazione ministeriale? No. Per quando rifare... Allora, sulla terza dose, che è un altro quesito che i cittadini ci fanno sempre, ad oggi non c'è nessuna indicazione. Quindi dovremmo attendere ancora. Ma sapete perché non c'è? Perché i primi vaccinati che sono monitorati hanno ancora titoli anticorpali alti e giustamente uno dice: ma perché devo fare il vaccino? Devo pensare a una terza dose. Probabilmente ci sarà, ma io non la chiamerei neanche più terza dose dopo un anno, la chiamerei un richiamo antinfluenzale, cioè non è che è collegato, probabilmente sarà un vaccino che sarà già mutato come è mutato il virus. Non è che rifaremo lo stesso Pfizer, lo stesso Moderna, lo stesso AstraZeneca, come accade per l'influenza praticamente. Un'ultima cosa, c'è a livello nazionale un dialogo, non si capisce quanto fondato è, le chiedo cosa ne pensa di un vaccino obbligatorio per gli studenti. Io sono contrario, è la mia personale posizione, nel senso che abbiamo sempre parlato con i cittadini, abbiamo investito su due componenti, la collaborazione e la libertà, no? E penso che dobbiamo continuare a dialogare con i cittadini, a parlare di vaccini, garantendo la libertà. I dati internazionali ci dimostrano, in un mondo nel quale tu non puoi più obbligare con una legge nessuno a essere vaccinato, che il dialogo, la cultura, diciamo, dell'informazione vince sulla cultura dell'imposizione. Perché poi se uno mi dice che gli inseriscono il microchip con il tampone, forse il problema è proprio un problema di informazione, che oggi abbiamo delegato ai social. Quanti ce ne sono che prendono una decisione sulla base di una ricerca scientifica, che non sia fatta sui video dei social? Ma io rispetto le idee di tutti, tanto è vero che io difendo la scelta volontaria. Però non compete a me che sia chiaro sta roba. Prego signore. Moscati, aspetta, Cristina, hai altre cose? No, Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Senta, tornando sui tamponi e questo diciamo appello a farsi i tamponi che mi pare positivo, questi qui però valgono come certificato sì. Per il Green Pass, per cui potrebbe essere significativo dire: guardate, se avete la vaccinazione procrastinata per qualche motivo o in ritardo, intanto vi potete fare i tamponi per poter accedere a tutte le cose. Sarebbe bello discoteca compresa, ecco, questo sì, è... ma ad esempio se ci fosse una disponibilità, faccio l'esempio delle discoteche, che è il migliore esempio, ad aprirle e dire: fuori dalla discoteca il tampone si entra solo col tampone, noi portiamo a casa il monitoraggio di una popolazione che non è variegata, di più, pensate solo in un piccolo centro quanti paesi, quante città arrivano, i ragazzi che arrivano dappertutto. Ma soprattutto si suppone gente ancora non vaccinata. Esatto, sì, perché il vaccinato lo faremo entrare col Green Pass o con la certificazione di vaccinazione. Questa è una proposta che noi facciamo, ad esempio sui locali di poterli testare all'ingresso, e i gestori sono d'accordo. Arriveranno mezz'ora prima, insomma, cioè non è che... Si tratta sempre dei tamponi rapidi di ultima generazione. Sì, dopo io benissimo. Non... Grazie. Già far parlare gli esperti dei tamponi rapidi. Va bene. Grazie. Di Gennaro. Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo capire se risulta proprio dai dati che ci sia un trend per cui le persone in questo periodo si sono più disdette per i vaccini nel periodo estivo. Non ci sono disdette, si vaccinano, ma vediamo che non c'è più, giustamente gli over 60 che erano il target nostro ideale
è ben vaccinato, diciamo, o prenotato, adesso lo vedremo bene questo fenomeno aprendo nuove agende vaccinali, aprendo nuovi spazi, vedremo se verranno occupati oppure no. Perché ve lo dico? Perché ne abbiamo ancora dei liberi e vediamo che stentano ad essere occupati. Quante ce ne sono più o meno? Ci ricordiamo? 30.000. Sì, ovviamente magari uno adesso chiama e dice: scusa, io a Venezia non riesco a vaccinare, però in alcune province ci sono ancora spazi, in altre no. Però adesso cercheremo abbiamo evitato di spostare vaccini da una provincia all'altra e lasciare il target destinato, il budget, scusate, destinato. Adesso con la nuova apertura delle agende vaccinali vi dirò, ovvio che voi avete fatto un lavoro straordinario, perché io ricordo quando abbiamo aperto gli over 12 abbiamo fatto 200.000 persone al giorno. Sì, guarda, questa è una delle regioni che va meglio nella copertura vaccinale. Infatti magari banalmente c'entrano le ferie più che... C'entrano le ferie, ma c'entra anche il tema del fatto di dire fai da te, no? Uno dice a fin fine me lo faccio a settembre, ottobre, mi dura di più, tanto d'estate non mi serve. E questo banalmente è un ragionamento anche comprensibile se ci pensate, no? Fatto proprio un po' alla grossolana, poi scientificamente qualche altro problema ce l'ha. E c'è anche un dato, non so se me lo sono perso, sulla copertura vaccinale dei più giovani, quelli sotto i 30 anni proprio. Non l'ho detto, ma possiamo dirvelo, c'è qui nella lista che ha la prima dose. Sì, prima dose. Allora 12-19 siamo al 16,3, 20-29 al 37,7, l'altro li aveva detto il Presidente. Prima dose, chiaramente. Grazie, vi lascio l'assessore. Grazie, ci vediamo domani, ci sarà anche la dottoressa Russo. Grazie. Prego, assessore. Chi ha domande per l'assessore? No, io volevo, assessore, solo una conferma. I dati che ha dato il Presidente, che ci ha dato lei, contemplano anche le prenotazioni? I due che vi ho dato io no, quelli che vi ha dato il Presidente sì. Ok, grazie. Cioè nel senso, i due che vi ho dato io sono solo quelli da bollettino, quindi con la vaccinazione non ho le prenotazioni, mentre quelli che ha dato il Presidente, quindi fino al 30-39, io vi ho dato 20-29, 12-19, non contemplano le prenotazioni. Grazie. Allora, vi aggiorno sulle farmacie, visto che settimana scorsa è partita la vaccinazione in farmacia, no? Quindi dal 1° di luglio sono partite in maniera ufficiale le farmacie. Alla data di oggi noi ne abbiamo abilitate 136, sapete che in totale sono 1400 in Veneto, ma si era sempre stimato che ci poteva essere un'adesione di un 50%, quindi metà insomma più o meno, no? E le abilitate, che vuol dire che hanno finito il corso che noi abbiamo fatto all'interno dei centri vaccinali e quindi sono abilitate, possono partire, sono 136. Di queste 136 a venerdì scorso nelle farmacie degli ospedali, le farmacie dove ci sono stoccati i vaccini, 68 avevano ordinato i vaccini. Sapete che noi abbiamo fatto un accordo con loro in cui diamo 30 dosi di Moderna a settimana, che vuol dire 3 boccette da 10 dosi. Sapete che una volta che viene aperta la boccetta da 10 deve essere consumata in 6 ore, quindi loro hanno una settimana per completare, quindi programmare insomma la vaccinazione. E poi 100 dosi di Johnson & Johnson, che sono invece per gli over 60, se ci dovessero essere over 60 che vanno a vaccinarci. Per il momento loro acquisiscono la prenotazione direttamente, cioè quindi non sono ancora prenotabili tramite il portale regionale, ma a breve saranno prenotabili tramite il portale regionale. Nel portale regionale ogni singola USL vedete le farmacie abilitate, quindi uno entra e vede quali sono le farmacie dove può andare, chiedere posso venirmi a vaccinare. Allora, gli ultimi giorni, perché poi hanno iniziato il primo, quindi giovedì, sì, era giovedì il primo, quindi giovedì, venerdì, insomma c'è stato un totale di 233 vaccinazioni e sono concentrate nell'USL 3, quindi nell'USL Serenissima, la 4 l'Orientale e la 6 l'Euganea per il momento. Sì. La maggior parte è in USL Serenissima, poi gli altri ne sono un po'.
Hanno chiesto i vaccini 68 farmacie e sono tutte le USL, quindi da venerdì, quindi questa settimana inizieranno tutte le USL. Quelle che sono più indietro ad oggi sono la 2 e la 9, quindi la Trevigiana e la Scaligera, che sembra insomma che ancora non siano decollate. Non lo so, probabilmente le farmacie si stanno organizzando proprio adesso, quindi non hanno fatto richieste insomma alle farmacie di riferimento delle aziende sanitarie. Assessore, scusi, quindi 136 su 1004, che di fatto sarebbe 136 su 700? Più o meno sì, 700, abbiamo sempre detto che più o meno il 50%, può essere anche meno. Secondo lei sono poche o sono sufficienti? No, sono ancora pochine, nel senso che io penso che il numero crescerà, quindi penso che, vi dicevo, che sia la 2 che la 9, che quindi sono comunque due USL importanti, Treviso e Verona, insomma, non fanno ancora parte, nel senso che devono ancora partire, vuol dire che comunque è un numero che cresce, ma ne sono convinta di queste. Si stanno organizzando, ecco. Comunque positivo, insomma, stiamo partendo bene. Altre domande? Possiamo chiudere qua? Grazie. Buongiorno. Rientriamo in studio, questa è la conferenza stampa odierna del governatore Luca Zaia con l'assessore Emanuela Lanzarin, terminata con questo importante aggiornamento sul fronte del coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale. Sono 136 quelle abilitate su un totale di 1400. Ovviamente bisognerà andare avanti sul fronte della formazione proprio dei farmacisti, ma come avete sentito dalle parole di Lanzarin c'è fiducia che altre farmacie possano aggiungersi a breve. Oggi è stata scattata una fotografia puntuale alla pandemia, alla curva epidemiologica. Zaia ha detto che la variante Delta non deve preoccupare e che i vaccini stanno dimostrando di funzionare. Però ci sono delle situazioni che vanno monitorate, prima fra tutte la consegna dei sieri. Come sapete, in questi giorni c'è una decelerazione da parte del commissario Figliuolo, peraltro già annunciata, però appunto anche da questo punto di vista Zaia si è sentito di rassicurare. Resta il fatto che in tanti, forse troppi, stanno chiedendo di rinviare le dosi e le somministrazioni in autunno. Questo per tanti motivi. C'è chi deve andare in vacanza, chi invece tra sé e sé pensa che il rinvio possa dare una copertura vaccinale, una copertura diciamo così più ampia. E ovviamente sono interpretazioni che Zaia in qualche modo ha escluso. C'è poi il fronte dei tamponi, del contact tracing, che di fatto è quello principale in questo momento in cui tanto si parla di varianti. Dai prossimi giorni, dalle prossime ore ci sarà accesso libero e gratuito per fare i tamponi. Questo significa che non servirà l'impegnativa. Questo perché è indispensabile in questo momento tracciare il contagio proprio in un momento in cui è più facile, perché i numeri sono più gestibili. Abbiamo capito che quando il contagio è diffuso il contact tracing di fatto salta, lo abbiamo visto nelle precedenti ondate. Vaccini in arrivo, quindi nuovi posti, questo ha assicurato il governatore del Veneto, e poi c'è una questione cruciale. Ne abbiamo parlato poco prima di dare la linea a Marghera, la richiesta dei sindaci del litorale veneto di posticipare di fatto l'avvio delle lezioni a settembre inoltrato o in ottobre. Zaia dice già nelle prossime ore ci saranno delle novità. È possibile quindi che l'anno scolastico possa iniziare a fine settembre. La data sarà comunicata
pubblicata a strettissimo giro di posta. Una delibera era già pronta in tal senso per sospendere le elezioni il 15 e il 16 di settembre per permettere agli studenti di religione ebraica di festeggiare il Kippur, che come sapete è una delle festività principali della religione ebraica. Anche questo è un fronte che monitoreremo nel corso del pomeriggio e che interessa ovviamente centinaia di migliaia di veneti e di famiglie. Zaia, che si è detto contrario nuovamente al vaccino obbligatorio, come sapete il tema è sempre aperto, ha parlato di collaborazione e di libertà e ha anche così raccontato qualche aneddoto, come riportato alcuni genitori non sottoporrebbero i loro figli a tampone perché convinti che ci sia un qualche microchip. Succede anche questo. Zaia, che in ultima battuta è tornato anche sulla classifica del Sole 24 Ore, che lo dà nuovamente governatore più amato in Italia con il 74% dell'indice di gradimento. Sono portabandiera di una squadra, ha detto il presidente del Veneto. Questa quindi la situazione, mentre possiamo vedere nel dettaglio i dati di giornata. Questo è quello relativo alle vaccinazioni nelle ultime 24 ore, 33.812 le dosi somministrate, di queste 15.000, oltre 15.000 le prime dosi, 18.000 i cicli completati. Quindi vedete che c'è un decremento nelle dosi somministrate, ma questo appunto è il trend di questa prima parte di luglio. Sul fronte invece del contagio sono 45 i nuovi casi di positività. Anche qui vediamo come siano distribuiti prevalentemente nelle province di Padova e Venezia. Tra l'altro c'è un aggiornamento che arriva proprio dal padovano, perché si attendono in queste ore i dati ufficiali sugli oltre 1000 tamponi eseguiti dall'ULSS 6 Euganea nei giorni scorsi, tamponi di monitoraggio dei focolai da variante indiana e brasiliana che si sono accesi sul territorio e di cui vi abbiamo sempre dato aggiornamento. Parliamo di 5 cluster, uno in un condominio dell'Arcella abitato da cittadini del Bangladesh, contagiato da variante brasiliana. Da variante indiana invece sono interessati il cluster legato al campus di rugby e Isola Verde, il cluster nei centri estivi di San Paolo e Padova Nuoto, legati alla donna invece di 49 anni in terapia intensiva, il cluster di San Giorgio in Bosco, dove 3 dipendenti si sono contagiati di ritorno dall'Uzbekistan, e il cluster di Tagidi Sotto, dove sono contagiati un'operatrice rientrata dalla Spagna e un minore. Così nell'ULSS 6 Euganea. Ma ci spostiamo sempre per un aggiornamento nell'ULSS 2 Marca Trevigiana, che di fatto sta anticipando la filosofia che è stata annunciata dal governatore Zaia. Tamponi gratis nei Vax Point. L'esperimento iniziato a Villorba sarà esteso, è già stato esteso proprio in queste ore a Riese, Pio X e Godega. Il punto lo fa il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Abbiamo iniziato ad estendere la prova che avevamo fatto a Villorba, il Covivax di Villorba, per quanto riguarda i tamponi volontari e le persone che fanno la prima vaccinazione. Da oggi ne faremo circa 1200, perché sono 3 centri intanto, Riese, Godega e Villorba. Poi li estenderemo anche gli altri 2. Screening con i tamponi ai Vax Point. Si allarga la sperimentazione partita a Villorba, mentre continua nei Vax Point l'attività di tamponi gratuiti per tutti coloro che si presentano anche senza impegnativa. L'obiettivo è sequenziare i positivi per stanare la variante Delta, isolando i casi prima che si diffonda. Al momento non si registrano infettati da questa contagiosissima variante a Treviso, ma è solo questione di tempo, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria, sottolineando l'importanza a vaccinare rapidamente soprattutto gli over 60 non ancora immunizzati, 11.000 nella Marca, perché sono loro che rischiano di più in caso di contagio. Che è fondamentale che le persone vengano, perché l'unico modo per salvarsi anche dalla variante Delta è fare la vaccinazione.
E ci sono poi diverse iniziative proprio per in qualche modo arginare quasi sul nascere questa variante Delta di cui tanto si parla. Vi raccontiamo questa iniziativa del gruppo Carraro con il benestare del governo indiano, che ha vaccinato tutti i 1500 collaboratori della sede indiana di Pune. Vediamo. 1500 collaboratori tutti vaccinati in una sola settimana grazie a una campagna straordinaria. Non accade in Italia, ma nello stabilimento indiano della Carraro SPA, azienda di Campodarsego specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione. Da 20 anni presenti in India e consapevole della forte carenza di vaccini del grande paese asiatico, dove nell'ultima settimana si è superata la soglia dei 400.000 morti, la Carraro, con il benestare del governo locale, ha deciso di promuovere l'iniziativa. Ai dipendenti è stato somministrato il vaccino AstraZeneca Oxford in modo totalmente gratuito. Ecco, questa è l'iniziativa del gruppo Carraro, ma abbiamo ancora tantissime storie da raccontarvi, tantissimi ospiti. Prima però vediamo insieme le previsioni del tempo, poi qualche istante di pubblicità fra poco. Benvenuti al Meteo. La perturbazione giunta nel weekend scivola verso i Balcani, la pressione atmosferica torna ad aumentare e dunque sul nostro territorio torna il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 5 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, l'anticiclone riconquista il nostro territorio, la settimana dunque inizia con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature in graduale ripresa, minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, in mattinata avremo qualche residuo piovasco, dal pomeriggio tanto sole ovunque. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo isolati acquazzoni sui settori di confine e sarà più soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Di nuovo in diretta su Antenna 3 per tutti gli aggiornamenti sul fronte della politica, l'attualità, la cronaca. E a proposito di cronaca c'è un fatto che arriva dal Veneto orientale. Verso le 9:30 un ragazzo che poi si saprà avere 18 anni, italiano, ha avvertito un malore. Pronto l'intervento del personale di TVO. Il giovane, prima di svenire, ha avvertito di essere cardiopatico, chiamato il 118, il personale dell'azienda di trasporti ha agito seguendo le indicazioni che venivano loro date dai sanitari. Nel frattempo è giunta l'ambulanza del pronto soccorso di Jesolo. Il giovane ha ripreso i sensi ed è stato portato all'ospedale di San Donà di Piave, salvo e non sarebbe in pericolo di vita. Così appunto dalla zona del Veneto orientale. Vi mostro poi questa foto, ahimè, vediamo se riesco. Si tratta di un incidente accaduto da poco, non so ancora gli esiti, non ve li riesco a dare. È l'innesto della Treviso Mare all'altezza di Meolo. Vedete questa macchina capottata, probabilmente un punto di colore bianco. Ci riferiscono di viabilità in tilt, ma per l'appunto non riesco a darvi ulteriori dettagli. Questa quindi la situazione nella zona di Meolo. E purtroppo in questi giorni vi abbiamo parlato spesso, troppo spesso, di incidenti stradali che hanno visto per protagonisti spesso giovani
giovanissimi nel Padovano. La scorsa settimana a Padova quel ragazzo che viaggiava a bordo della sua moto di 17 anni, poi sabato la notizia della morte di un altro giovane di 18 dopo una settimana di agonia, frequentava le scuole a Castelfranco. Poi sabato un altro incidente in moto, uno schianto terribile durante una gita, è costato purtroppo la vita ad un 65enne, Luciano Novello di Preganziole. L'incidente era avvenuto in provincia di Pordenone in direzione Cimolais, siamo nella Valcellina. Troppi incidenti, più volte anche ne abbiamo parlato con i familiari delle vittime nelle scorse settimane, con la signora Romina Ceccato, presidente di Alba, Luci sulla buona strada, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti 2 anni fa a Jesolo, speronati da un pirata della strada. Ma appunto sono fatti che avvengono sempre più spesso e probabilmente anche l'euforia del post lockdown, del post zona rossa ha portato ad un aumento di tragedie sulla strada. Vogliamo fare il punto di quello che sta avvenendo, perché ci sono degli importanti risvolti anche politici, con Andrea Dan. Buongiorno Dan, che è presidente dell'associazione Manuela per la sicurezza stradale. Manuela era appunto sua figlia, ma dopo appunto, se vuole, magari ne parliamo un attimo per inquadrare ecco, anche il dramma di tante famiglie, cosa sta dietro un incidente stradale. E vedo collegata, la saluto e la ringrazio, la Presidente della Quinta Commissione Sanità del Veneto, Sonia Brescaccin. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i spettatori e al Presidente Danno. Buongiorno. Ecco, so che voi vi conoscete, adesso spieghiamo anche il perché. Allora, Dan, lei da anni è impegnato nella battaglia per la sicurezza stradale, e dobbiamo correre con la mente a quel 6 febbraio del 1998, quando lei perse sua figlia di 5 anni. 6 anni. Di 6 anni. Che era in auto con mia moglie. Da lì ho voluto essere promotore di questa associazione per poter cercare di collaborare con tutte le istituzioni, sia locali, provinciali, nazionali, per portare maggiore sicurezza, soprattutto sotto il profilo preventivo, formativo, sulla sicurezza stradale. In questi giorni, come si diceva prima, stiamo constatando un rialzo degli incidenti mortali, anzi, solamente per cogliere il tempo, questa mattina, a metà mattinata, siamo a Venasca, in provincia di Cuneo, un motociclista 38enne contro un'auto, era di etnia argentina, è rimasta vittima e morto. E stiamo constatando come associazione che da quest'anno, da questi mesi, sembra di tornare in quei terribili anni 90, in quei terribili anni del 2000, delle grandi tragedie del sabato. Ma lei sera. come se lo spiega questo fenomeno, questa recrudescenza? Questo me lo spiego andando a constatare, tanto per dire, dei dati. Abbiamo in mano dei dati Istat, gli ultimi che ci arrivano sono del 2019. Con le 2 ruote in Italia abbiamo 698 vittime, 700 morti all'anno, significa 2 vittime al giorno solamente con le 2 ruote. Abbiamo oltre 43.000 feriti, sempre per quanto riguarda i motociclisti. Sarà dovuto che siamo rimasti chiusi in casa, sarà dovuto ora a questa euforia di uscire, sarà dovuto... Non lo so, è difficile chiedersi il perché, ma ultimamente non è giorno, non è settimana che non abbiamo delle urla, delle tragedie all'interno delle famiglie per la mancanza di un proprio figlio caduto con le 2 ruote. È un bollettino di guerra.
sostanzialmente, peggio di un bollettino di guerra, e per questo lei si è mosso accanto ad altri familiari di vittime della strada e sta portando avanti un'iniziativa. Ha chiesto anche sponda alla politica, per questo c'è qui anche la Presidente Brescacin. Certo. Cosa chiedete adesso in particolare? Noi cosa stiamo chiedendo? Ora chiediamo, prima cosa, con la massima urgenza, visto che anche in provincia di Treviso da fine aprile ora abbiamo 10 ragazzi, 10 giovani morti con le due ruote, e soprattutto c'è quel pressapochismo, ma è dovuto al destino, è dovuto alla casualità, però non si dà peso alla vita alle due ruote. Era da solo, è caduto, è scivolato ed è rimasto vittima. Noi ora, partendo proprio con la Regione Veneto, partendo proprio con il governatore Luca Zaia, poi con la stesura, lo studio dell'avvocato Brescacin, vorremmo essere promotori urgentemente al prossimo Consiglio dei Ministri, al prossimo Consiglio, alla prossima finanziaria, di poter usufruire dei fondi europei per portare maggiore prevenzione alle due ruote. Il nostro è quello di creare un emendamento sul codice della strada, di dare obbligo a tutti, alle due ruote, di usare dei giubbotti, degli airbag, dei gilet, di usare l'airbag del seggiolino. Però ogni motociclista deve essere protetto. Certo che stiamo parlando di nuove protezioni e hanno dei costi, per cui chiediamo anche al Consiglio dei Ministri di poter varare dei fondi europei per poter soccombere anche a questi costi. Andiamo a pensare anche ai sciatori il prossimo inverno, andiamo anche a pensare ciò che è stato anche promosso sotto dei fondi col monopattino. Certo. Sì, ma la sicurezza del monopattino, uno col monopattino, oggi come oggi, viene visto, non viene visto, catarafrangenti, com'è che si anche tutela questo è un tema molto molto discusso. Di fatto voi chiedete un emendamento quindi al codice della strada grazie al quale inserire l'obbligatorietà dell'airbag per chi va in motocicletta, certo, o in monopattino. Ecco, che poi questo airbag, immagino, ci sono vari prototipi, certo, può essere inserito nella tuta, come funziona? Ecco, ce ne sono vari prototipi, anzi ci sono anche tante aziende, non si possono far nomi delle aziende, che sono pronte anche per poter studiare, tanto per dire anche, e investire anche su questi prototipi, per cui non è che stiamo cercando un viaggio a Marte, stiamo solamente cercando di sensibilizzare il mondo dei motociclisti, ma soprattutto la sicurezza della strada. Io ricordo che ogni motociclista che corre in pista ha il suo gilet, ha il suo airbag personale. Ogni sciatore, tanto per dire professionista, ha i propri airbag. Certo che nella società questo non viene riconosciuto, non viene accettato, non viene visto, sembra un qualcosa in più, però la vita è unica, la dobbiamo salvaguardare. Che sia quella di un atleta, di un amatore, o ecco, questo va detto. Brescacin, vengo da lei. Lei che in queste settimane ha redatto, ha steso una mozione che nelle prossime ore sarà discussa in Consiglio regionale. Come si sta muovendo, Presidente? Sì, grazie per l'invito, per poter anche spiegare questa attività che si sta facendo, ma soprattutto il tema sul quale ci stiamo muovendo, l'ambito che è quello della sicurezza stradale, in particolare della sicurezza per chi viaggia sulle motociclette, sulle due ruote. Abbiamo approfondito questo tema e abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale per insomma andare un po' incontro a quanto diceva prima il Presidente Dan, ovvero purtroppo a tutte quelle situazioni che si stanno vivendo in particolar modo in questo periodo, dove il primo pensiero va purtroppo a chi ci ha lasciato o a chi sta male e poi in particolar modo anche alle loro famiglie. L'istituzione quindi prende a cuore il tema della sicurezza stradale, cercando di stimolare
ecco, l'azione governativa per favorire l'adozione di misure di incentivo alle detrazioni, ad introdurre delle detrazioni delle spese documentate e sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale airbag motociclistico. È una mozione che è all'ordine del giorno del Consiglio regionale, che confido sarà quindi discussa nella prossima seduta. Il Consiglio regionale si occuperà anche di questo importante tema, anche perché va in qualche modo incontro a quello che è anche un obiettivo dell'Unione Europea. Il 7° obiettivo della Commissione Europea è proprio quello di andare a migliorare la sicurezza dei conducenti dei veicoli a 2 ruote. E, tra l'altro il problema Brescaccin è non solo legato al soccorso, al dolore, ma anche al post incidente, perché tante persone rimangono ferite e tante persone poi hanno bisogno di cure continue e protratte nel tempo, chi riesce a salvarsi. Questa è anche una questione sanitaria e lo chiedo a lei, che è Presidente della Commissione Sanità in Veneto. Sicuramente purtroppo chi ha degli incidenti spesso porta con sé poi per il tempo le conseguenze di questi incidenti, quindi con tutto il carico di recupero sanitario di cui abbisognano. Comunque non diventa una vita facile né per chi sta male e le loro famiglie, e comunque un'occupazione anche per il sistema sanitario per il recupero di queste persone. Quindi la possibilità di diffondere l'uso in via preventiva, quindi precauzionale, di dispositivi di protezione individuale come gli airbag per i motociclisti sicuramente diventa un aspetto sul quale è giusto porre l'attenzione ed è giusto stimolare, ecco, l'attivazione di iniziative che vadano proprio in questo senso, nel senso di dare la possibilità a coloro che vanno in motocicletta di potersi dotare anche di questo dispositivo che li tutela nella ipotesi che speriamo non avvenga, ma purtroppo leggiamo ogni giorno, sentiamo ogni giorno notizie in cui purtroppo si subiscono incidenti e quindi si abbiano delle cause o nefaste o comunque significative sul lato proprio della salute proprio delle persone. Salute anche mentale, salute psicologica di chi in qualche modo si salva la vita e dei familiari che perdono invece i loro cari, o no Dan? Certo, sia, come si suol dire, è una problematica di salute, per cui proprio salute fisica, ma anche di una problematica anche di salute della famiglia che soprattutto quando c'è la perdita di un figlio non si hanno più dei valori come dei valori nel futuro. Io volevo proprio cogliere questa occasione proprio per ringraziare proprio questa partenza che si è avuto proprio nella regione Veneto e cercare di aumentare il più possibile questa arcibia a livello proprio di ognuno dei 51 consiglieri regionali, perché domani ognuno possa mettere del suo, che poi possa essere copiato anche dalle altre regioni. Siamo in contatto con la regione del Piemonte, siamo in contatto con la regione Lombarda, Emiliana, degli Abruzzi e anche della Sicilia. Ma questo perché? Perché se viene fuori questo emendamento sul nuovo codice della strada di dar obbligo con dei contributi dell'uso degli airbag, che l'Italia sia prima anche a livello europeo per poter dimostrare, perché la problematica delle 2 ruote non è una problematica locale, è una problematica mondiale. Anche in America ogni giorno abbiamo migliaia di persone che rimangono vittime delle 2 ruote. Brescaccin, quindi lei diceva che arriverà nei prossimi giorni la mozione in Consiglio regionale.
La mozione è iscritta all'ordine del giorno di domani e io confido che quindi domani la seduta del Consiglio possa arrivare anche a questo punto all'ordine del giorno. Ecco. E sarebbe bello anche con un'ampia maggioranza. Beh, questo io sicuramente lo auspico e quindi certo io non posso parlare per gli altri consiglieri, quindi ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero e prendere la propria posizione, ma penso che la tematica della sicurezza stradale è assolutamente importante e anche quella di prevenire il più possibile cause nefaste sulle nostre strade e quindi di evitare tutto ciò che ha detto adesso il Presidente Dan e quindi anche le conseguenze poi negative per la vita delle persone o che ci lasciano o che rimangono comunque colpite in modo importante nella loro salute, ma anche poi di tutti i familiari, di tutta la rete delle persone che ci stanno attorno, per i quali la vita diventa sicuramente non semplice. Ecco, mi dice Renato Capoia dalla regia con Antonio Pollo, saluto e ringrazio entrambi, che si è collegato anche Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Razzolini, buongiorno, non so se mi sente già, ecco, io la vedo. Buongiorno. Senta Razzolini, lei voterà a favore di questa mozione? Ma certamente, insomma, io sono presente in quinta commissione con la collega Brescaccini, insomma, ben venga, mi fa piacere sostenere queste battaglie insieme, anche perché l'argomento è sentito e è forte, insomma, quindi bisogna dare la giusta attenzione a queste situazioni e queste proposte. E più in generale, torno da lei Brescaccin, si parla a sufficienza di sicurezza stradale per esempio nelle scuole, una volta se ne parlava di più, questa è l'impressione di molti. Glielo chiedo perché lei non solo è presidente di commissione ma è stata sindaco, conosce molto bene la realtà del territorio. Si potrebbe fare di più sul fronte della sensibilizzazione nelle scuole per esempio? È molto interessante il tema che ha introdotto, il tema della formazione, della conoscenza, sicuramente sui più piccoli e quindi sin da subito potergli dare quelle nozioni che sanno sicuramente cogliere. I bambini piccoli sono molto attenti se sappiamo trasmettere loro i messaggi da parte degli adulti. E quando ero sindaco anch'io svolgevo, come fanno ancora oggi molte realtà comunali, i corsi proprio nei piazzali antistanti le scuole con i vigili comunali, con la polizia locale. Per i ragazzi avevamo fatto anche il percorso proprio organizzato. Ecco, questo è un tema sul quale vale la pena focalizzare l'attenzione e continuare a portarla avanti. Certamente i più piccoli e la formazione dei più piccoli è sempre un ottimo investimento. E Dan, le scuole sono l'anello fondamentale, perché poi ricordiamo che, come diceva lei anche prima, l'incidente stradale è la prima causa di morte per i soggetti più giovani. Questo magari ogni tanto ce lo dimentichiamo. Anzi, dico di più che negli nostri ultimi dati la prima causa proprio di morte che vanno dai 17, 18 ai 28 anni è proprio dovuto alle due ruote. Oltre questo è fondamentale la formazione nelle scuole, è fondamentale anche la formazione anche familiare, il contatto con la famiglia, però io volevo anzi cogliere l'occasione per in qualche modo profanare quell'ora di educazione civica settimanale che c'è in qualsiasi scuola superiore, inferiore, asilo, di iniziare a dare delle regole, anche l'abuso del cellulare dal pedone alla guida, alla disattenzione quando si è all'auto, perché non iniziare anche a fare un'ora settimanale di vera e propria educazione civica? Quindi che prende in considerazione anche l'utilizzo proprio delle nuove tecnologie. Certo, questo è fondamentale. Perché sono un elemento di distrazione.
Io ho visto ancora tempo fa, non mi ricordo se nei Paesi Bassi o la Danimarca, che addirittura in alcune piazze, nei pilloni, mettevano all'altezza, diciamo, della persona un piccolo cuscino, tanto per dire, perché uno a piedi non andasse a sbattere, tanto per dire, contro un pilone, perché era occupato, tanto per dire, a rispondere a un messaggio dal cellulare. Ecco che far capire, tanto per dire, la tecnologia, ma far capire anche cosa vuol dire il valore della vita, il valore umano, far capire anche, studiare anche insieme, e anzi colgo anche l'occasione, visto che siamo in Veneto, abbiamo anche l'università, la IUVA, fatta, diciamo, di architetti, fatta, diciamo, di laureati, andiamo anche a vedere quali sono i punti neri, i buchi neri delle nostre infrastrutture e poter trovare delle soluzioni, poter trovare che quei buchi neri, quei punti neri non siano più recidivi reiterati nell'incidente stesso. Lei dopo 23-24 anni da quella tragedia, lei continua a lottare? Io vedo che mai si vincerà una guerra, come si suol dire, si possono vincere le battaglie, e qui nel Trevigiano si è fatto moltissimo, perché ricordiamo con le varie rotatorie, ricordiamo con i vari cambiamenti proprio infrastrutturali, abbiamo avuto un calo dell'oltre l'85% degli incidenti mortali. Io ricordo quando era nel lontano 99, 2000, 2001, in Treviso avevamo 198 vittime l'anno. Significa che ogni settimana 4, 5, 20enni in un'unica auto erano finiti con quelle piccole foto di un unico giorno, di un unico quotidiano. E su questo va detto, grandi passi in avanti erano stati fatti dalla provincia di Treviso, anche quando c'era presidente Zaia. Luca Zaia, sì, quando è stato presidente Luca Zaia, poi da lì alla regione, per cui a livello regionale. Io ricordo che la provincia di Treviso era la prima proprio negli anni 90 come provincia più debole proprio sul profilo della sicurezza stradale. Ora è diventata una provincia che è di esempio proprio anche a livello europeo, non solamente a livello nazionale, e per cui sono convinto che anche questa legge sui motociclisti partisse qui dal Veneto possa essere poi copiativa della Francia e della Germania. Anzi, la Spagna si sta muovendo anche con dei corsi di motociclisti, manca proprio delle regole certe. Brescacin concorda con questa ultima parte del discorso di Dan? È un messaggio che deve partire dal Veneto anche per i motivi che ci siamo detti, per questi passi in avanti che comunque sono stati fatti negli ultimi decenni? Sì. Certamente il messaggio che si vuole mandare è di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza stradale, poi focalizzandoci sul tema delle motociclette, ecco, favorire la diffusione di questi dispositivi di protezione, favorire la possibilità che vengano introdotti dei dispositivi innovativi, e quindi che anche questo tema possa essere ulteriormente sviluppato e quindi diventare di uso il più diffuso possibile da parte di chi va sulla strada con la motocicletta. Va anche ringraziato il Presidente Dan assieme a tutte le persone che collaborano con lui, con l'associazione che rappresenta, per il costante impegno su dei temi importantissimi che riguardano la sicurezza, ma riguardano anche la vita, riguardano la dignità, riguardano tantissimi aspetti, ecco, delle nostre comunità, e la sua capacità e la loro capacità, ecco, di continuare a portare avanti queste tematiche a cui dobbiamo bene prestare attenzione. Allora, io per il momento vi ringrazio, vi chiedo se potete rimanere, a lei Brescacin, a Tommaso Razzolini, perché abbiamo altri temi da sviluppare. Chiedo anche a Dan di rimanere perché verso la fine di questa diretta vorrei da lei una parola, un appello. Noi ci vediamo fra pochissimo.
Di nuovo in diretta, vi do un aggiornamento positivo. Prima vi avevo parlato di questo incidente all'altezza di Meolo sull'innesto per la Treviso Mare. Non ci sono feriti gravi nonostante appunto quest'auto capottata e lo scenario. Quindi c'è questa notizia positiva, nessun ferito grave, tanto vi dovevamo per dovere di cronaca. Sono rimasti con me Andrea Dan, presidente di Manuela per la sicurezza stradale, la presidente della Quinta Commissione Sanità in Veneto Sonia Brescacin, il consigliere regionale Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Oggi Luca Zaia è tornato a Marghera, l'unità di crisi, dopo 2 settimane. Lo aveva detto, non si tratta di un addio ma di un arrivederci. Domani tra l'altro ci sarà una nuova conferenza stampa con la dottoressa Russo, perché la situazione comunque è in evoluzione. C'è questa spada di Damocle delle varianti, della variante Delta in particolare. Zaia che dice non preoccupiamoci, non coltiviamo eccessivi timori, ma ovviamente la situazione va monitorata. La base è soprattutto il tracciamento e il sequenziamento. Presidente Brescacin, siamo sulla strada giusta da qui alle prossime settimane, lei come la vede? La strada è giusta nel senso che l'attenzione non è mai calata, continua ad essere molto alta sia da parte della Regione che da parte delle aziende sanitarie ed infatti l'attività che si svolge anche durante questo periodo estivo, seppur i dati che abbiamo sono confortanti, sono buoni nel senso che la diffusione è molto rallentata, quindi nelle ultime ore abbiamo avuto 45 nuovi casi in più in tutta la regione, quindi capiamo che la diffusione del contagio ci dà respiro sicuramente, ma l'attenzione della regione e delle aziende sanitarie si mantiene alta soprattutto sul tema del tracciamento e quindi dei tamponi, al punto che la macchina organizzativa che è stata messa in campo da alcune settimane a seguito di una delibera della giunta regionale del presidente Zaia è quella di arrivare a fare circa 30.000 tamponi al giorno. Oggi noi stiamo facendo 20.000 tamponi al giorno e questi sarebbero dati sarebbero i tamponi che dovremmo fare se fossimo in zona arancione. Noi siamo in zona bianca, quindi per legge dovremmo fare circa 7.500 tamponi al giorno nella nostra regione, arriviamo a 20.000 e questo significa l'attenzione che si dà nel mappare continuamente la diffusione del virus. Ecco, quindi l'attenzione non si abbassa dal punto di vista di chi deve gestire la gestione la gestione del virus, della diffusione del virus. Dall'altro lato, come cittadini, siamo sicuramente più in una condizione più tranquilla, nel senso che ci possiamo muovere, possiamo svolgere la nostra attività mantenendo comunque sempre le precauzioni che ormai conosciamo. E tra l'altro tema di queste ore è quello delle scuole a settembre. Di fatto i sindaci della costa veneta del litorale hanno chiesto al ministro Garavaglia tramite lettera di posticipare l'avvio dell'anno scolastico. Questo per tanti motivi e prima di collegarci con Zaia ne abbiamo parlato con la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, che tra l'altro è anche rappresentante dei sindaci del litorale. Zaia ha confermato dicendo che nelle prossime ore sarà comunicata una nuova data di fatto per l'avvio delle lezioni e che sicuramente sarà verso fine settembre. Tra l'altro l'assessore regionale Donazzan lo aveva già anticipato in parte nelle scorse ore. Dopo la pandemia è giusto parlarne di un rinvio. Razzolini, anche qui è una soluzione idonea in questo momento?
potrebbe essere idonea sì, nel senso che alla fine si chiede un attimo di elasticità per salvaguardare anche le attività economiche, soprattutto quelle del litorale, quindi io noto che c'è sicuramente una logica e un senso giusto dietro questa scelta. Quindi ecco, diciamo che in questo momento diventa prioritario tutelare le aspettative e gli interessi degli operatori del turismo. Diciamo che è un equilibrio, anche perché quando si parlava di aperture, chiusure, di aumento di contagi, questa pandemia ha creato problemi non solo nell'ambito sanitario, il quale va tutelato e gestito al meglio, però non bisogna neanche dimenticare l'ambito scolastico e l'ambito lavorativo, e con questo anche il settore del turismo e tanti altri settori che sono stati pesantemente colpiti da questa pandemia. Quindi bisogna cercare di dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, cercare di mantenere un equilibrio per accontentare un po' tutti, cercando di far andare le cose un po' meglio dappertutto, però ovviamente bisogna un po' adattarsi, e quindi bisogna essere in questo momento flessibili e elastici per far sì che tutti quanti comunque possano in qualche modo cercare di andare un po' meglio, perché sì, non è assolutamente una situazione facile e bisogna un po' alla volta riprendere. Io credo che iniziare un po' dopo non è una proposta insensata. Diciamo che se una cosa forse ci ha insegnato questa pandemia è che tutti i settori, tutti i comparti sono strettamente connessi, è così, Brescaccini? Allora sicuramente si tiene conto a 360 gradi di tutta la nostra comunità e quindi di tutti gli aspetti della vita dei ragazzi, della vita delle loro famiglie, eccetera. Ecco, diciamo che dopo 1 anno e mezzo di pandemia, e quindi con le difficoltà anche da parte della scuola e degli studenti di seguire le lezioni in didattica a distanza, la possibilità di aprire verso fine settembre la scuola, inizi di ottobre, permette anche alle scuole comunque di aprire sin da prima, quindi nel mese di settembre, per quanto riguarda la possibilità di fare il recupero delle lezioni per chi magari ha avuto maggiori difficoltà durante il periodo scolastico passato in DAD. Quindi si creerà comunque un programma composito che potrà vedere la scuola iniziare da fine settembre, inizi di ottobre, e l'opportunità per gli studenti comunque di iniziare prima dell'avvio ufficiale della scuola per tutta una serie di attività di recupero delle materie sulle quali magari hanno più necessità di portarsi avanti rispetto al percorso fatto nei 2 anni precedenti. Di fatto sono 2 anni scolastici che sono stati caratterizzati da una presenza di didattica vissuta così all'improvviso a distanza. Tra l'altro, parlando di turismo, una fotografia è stata scattata nelle scorse ore dall'assessore regionale Caner. Stanno arrivando parecchie prenotazioni, soprattutto sul litorale veneto, e c'è fermento anche negli aeroporti. Vediamo la situazione. Archiviato giugno, dove il turismo ha fatto capolino. Per i prossimi 2 mesi le prenotazioni sono davvero tante. Prese d'assalto le zone marittime e montane, ma anche le città turistiche, termali e i laghi. Giugno è stato un mese ancora un po' difficile e particolare perché ovviamente non c'era ancora una riapertura anche degli aeroporti così importante, però luglio e agosto noi abbiamo moltissime prenotazioni, soprattutto per la costa, la montagna e il lago di Garda, e devo dire insomma che in particolare agosto mi dicono, non dico tutto esaurito, ma quasi. Piano piano si sta tornando alla normalità, la gente ha voglia di andare in ferie anche se solo per pochi giorni. Magari i cittadini rinunciano a qualcos'altro, spiega Caner, ma non ad andare in vacanza anche per poco tempo, e si torna anche a volare. L'aeroporto Canova ha raggiunto 90.000 passeggeri nel primo mese di ripartenza. La crescita è costante e questo è importante perché fino a poco tempo fa era completamente chiuso.
e poi appena ripartito noi vediamo che ogni giorno incrementa, quindi 90.000 passeggeri sono veramente tanti, ovvio che non siamo ai livelli che eravamo abituati a vedere, però l'importante è vedere che c'è una crescita costante. Questo è importante non solo per l'aspetto turistico, ma pensiamo anche alle centinaia di lavoratori che erano in cassa integrazione e che finalmente oggi possono lavorare. In Italia si può venire con il Green Pass, spiega Caner. Per avere il Green Pass sono 3 le condizioni: può essere vaccinati e quindi ovviamente dimostrarlo nel Green Pass, oppure fare un tampone nelle 48 ore precedenti all'arrivo, oppure dimostrare di aver contratto il virus ma di essere anche già guariti nell'arco dei 6 mesi. Ovviamente dopo i 6 mesi questo non vale più. Se si è in una di queste 3 condizioni è possibile accedere al nostro paese. Per quanti invece vogliono recarsi all'estero è importante, ha terminato l'assessore, prima informarsi bene perché ogni paese ha regole diverse. Tra l'altro, parlando sempre di turismo, qui ho la proposta di legge, il progetto di legge presentato da poche settimane da Razzolini sul turismo esperienziale. Che cos'è questo turismo esperienziale, Razzolini? Ma questa proposta di legge praticamente va a creare le condizioni affinché le aziende agricole, non solo diciamo le società semplici, quindi le aziende agricole vere e proprie, ma anche le SPA e altre forme aziendali attinenti al mondo dell'agricoltura e anche a quello dell'artigianato, possano ospitare, quindi fare delle visite ai vari turisti pagando la cifra appunto proposta, per portarli nella propria azienda o nel proprio campo, quindi nel proprio allevamento o coltivazione, e fargli fare un'esperienza lavorativa dove con una didattica da parte di chi ci lavora in azienda, quindi o dal titolare o comunque da una persona preposta, gli possa spiegare un po' il processo di lavorazione e poi anche mettere proprio le mani e provare a fare questa attività. Ovviamente il tutto deve essere limitato, proprio perché poi non si deve configurare in un'attività lavorativa, ma deve essere un qualcosa di breve termine, proprio per vedere un attimo e immergersi nella realtà, nel senso che il Veneto è una regione con tante forme anche di artigianato, di agricoltura, e questo proprio vuole valorizzare e creare un'opportunità comunque economica proprio collegata a questo turismo esperienziale, ovvero l'azienda che comunque deve lavorare e guadagnare principalmente dalla propria attività principale, però può anche poi avere delle entrate collegate al turismo, e io sono dell'idea che il turista che viene qui, che viene nella nostra regione, ben venga insomma la possibilità di andare in un panificio e provare a fare il pane, piuttosto che andare su un campo a fare la vendemmia o comunque tirare giù le olive e fare altre attività, o a Venezia con il vetro, insomma tutte le nostre nicchie e attività importanti e riconosciute in tutto il mondo, insomma ecco, le può anche valorizzare in questo senso. Quindi questo vuole creare la possibilità e mettere in regola questa possibilità di farlo. In realtà sull'agricoltura questo era già consentito dalle aziende agricole, con il turismo rurale, certo. Questo un po' a aumentare sulle aziende non agricole, ma poi anche a prendere tutta la parte dell'artigianato. Ecco, turismo da incentivare soprattutto nelle aree, diciamo così, più a chilometro zero. Vedevamo le immagini dei colli del Prosecco che sono sotto attacco da qualche giorno, da quando la Croazia ha chiesto all'Unione Europea di registrare il marchio Prosec per un loro vino bianco. Apriti cielo, diciamo che c'è stata una sollevazione popolare. Voi siete entrambi amministratori di un territorio che ricade nell'area del Prosecco. Brescaccina, lei da sindaca, ex sindaca di San Vendemiano, come ha recepito la notizia di questo attacco croato ai colli del Prosecco?
È un attacco da respingere su tutti i fronti, perché il nostro territorio è stato riconosciuto un anno fa come patrimonio UNESCO, quindi è un riconoscimento all'identità, alla storia di coloro che hanno creato quel paesaggio, quell'ambiente, quel territorio, quell'attività economica che conosciamo con molta fatica assolutamente, soprattutto sulla zona delle rive, sulla zona dove c'è la viticoltura eroica, no? E poi anche comunque nelle zone più a valle, anche il mio comune è in zona core zone, comunque è buffer zone, e quindi è una zona UNESCO, zona patrimonio UNESCO, e quindi dobbiamo respingere soprattutto il tema dell'identità e quindi non accogliere, e spero che l'Unione Europea non arrivi neppure a pubblicare la proposta che arriva dalla Croazia, ma respingerla direttamente al mittente di tutelare quindi quella che è l'identità culturale, l'identità storica delle nostre realtà. Su questa battaglia mi pare, Razzolini, che il fronte sia abbastanza compatto da destra a sinistra, si sono elevate tantissime voci. Come finirà questa partita? Perché siamo rimasti un po' tutti toccati, e non è un gioco di parole, dalla vicenda del Tokai friulano. Come finirà questo ancora non glielo so dire, perché poi le sorprese ci sono sempre. L'Unione Europea comunque ha delle norme di tutela dei prodotti dei Paesi membri. Noi siamo comunque un Paese membro e il Prosecco è un vino veneto, condiviso anche con la regione Friuli, perché sappiamo bene che il Prosecco si può produrre in 9 province, 4 del Friuli, quindi tutte quelle friulane, in più 5 quelle venete, a esclusione di Rovigo e Verona, e poi c'è il Prosecco superiore, il Conegliano Valdobbiadene e l'Asolo, che si produce in determinate zone ancora più ristrette che fanno parte della provincia di Treviso. Questo va assolutamente tutelato. Io mi auguro che i nostri parlamentari, insomma anche soprattutto gli europarlamentari, si diano il massimo per salvaguardare questo prodotto, ma sembra più che altro che questo sia un altro attacco all'Italia, vuoi col multiscore, che vogliono metterci le etichette rosse o verdi a seconda di quello che si ritiene salutare, no? il prodotto, quando in realtà poi bisogna anche considerare la quantità. Cioè, è ovvio che se mi bevo una bottiglia d'olio d'oliva mi fa male, però per la pasta magari basta un cucchiaino, quindi poi questo è importante. Quindi mi trovo alcuni prodotti come la Coca-Cola Zero, magari perché ha 0 zuccheri, che passano col verde, e altri con il rosso. Ecco, poi possiamo anche parlare delle carni bovine, dove diciamo che si aprirebbe si aprirebbe un ennesimo attacco a quello che è il Made in Italy. Questo assolutamente non è corretto e va difeso in tutte le sedi istituzionali e non solo. I consorzi comunque ho visto che si sono mossi, con ora anche tutta una trasversalità a livello della politica, ma questo è giusto perché insomma dobbiamo difendere un prodotto italiano, e quindi su questo bisogna essere. E quindi è giusto che la mobilitazione sia trasversale. Grazie a Tommaso Razzolini, consigliere di Fratelli d'Italia, grazie a Sonia Brescaccin, presidente della 5ª Commissione Sanità a Venezia. Grazie Brescaccin. Grazie a lei, grazie a tutti. A presto. Dan, volevo da lei un appello. Prima abbiamo parlato a lungo della sua battaglia, questa battaglia che adesso arriva in Consiglio regionale. Ci sono state comunque delle importanti rassicurazioni da parte della Presidente Brescaccin, da parte anche di un collega della maggioranza, quindi ci sono i numeri perché questa mozione passi. Lei continua, dicevamo, la sua battaglia, ma le chiedo, all'inizio di una stagione estiva, anzi nel bel mezzo ormai di una stagione estiva, dove si parla spesso anche di movida selvaggia e quant'altro, da genitore che ha sofferto, che appello si sente di lanciare a questi giovani? Io l'appello ai giovani è
È sempre quello che, forse un appello molto molto diretto, che se una compagnia, sono 4 ragazzi in compagnia, tra i 4 amici c'è sempre quel ragazzo che è astemio, fate guidare lui. Però io, oltre che mandare anche un bocca al lupo per il grande lavoro che sta facendo il Consiglio regionale, volevo cogliere l'occasione, se voi potevate essere anche portavoce nei confronti del sindaco di Treviso, il dottor Conte, visto che è anche presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni, che già il comune di Treviso, che poi possa essere preso in esempio a tutte centinaia di comuni veneti e a livello nazionale, di organizzare quanto prima un ordine del giorno sul Consiglio comunale sulla sicurezza stradale. Per cui volevo cogliere l'occasione che oggi, che oltre che la Regione, anche il comune di Treviso possa controfirmare questa mozione e possa in un qualche modo dare un peso maggiore che il Consiglio dei Ministri quanto prima lo metta nel bilancio come urgenza. Quindi l'azione deve essere capillare perché sia efficace. Certo, sostanzialmente questo. Certo. Grazie quindi ad Andrea Dan, presidente dell'Associazione Manuela per la sicurezza stradale. Ovviamente ci teniamo aggiornati anche sulle mosse del Consiglio regionale del Veneto. E io vi aggiorno, grazie Dan, vi do un rapido aggiornamento sulle notizie principali di giornata. Questa diretta è iniziata dal maltempo di ieri sera con oltre un centinaio di interventi dei vigili del fuoco localizzati tra le province di Padova e Venezia. Ci sono stati problemi, allagamenti in Riviera del Brenta, piove di sacco, nella cintura urbana di Mestre, disagi anche a Chioggia e al Lido di Venezia, colpita anche Rosolina Mare e poi tutta la zona del Padovano da Villafranca, Davano Terme, poi Bovolenta, Baone, Torreglia. Tanti gli interventi, alcuni sono stati ultimati solo nella prima mattinata di oggi. Comunque l'allerta meteo è rientrata, in realtà è rientrata già a notte fonda, ma per l'appunto sono rimasti dei segni sul territorio. E c'è poi la terribile vicenda e ci sono ovviamente tante reazioni, la tragedia di sabato in Lessinia, quei 2 bambini morti, la tragedia della ghiacciaia, così è stata soprannominata. Oggi c'è questo post dell'istituto frequentato dai 2 bambini, da Michele e Tommaso. L'istituto sono le scuole Montorio di Verona. È il momento del silenzio, della riflessione sul senso della vita. La comunità scolastica abbraccia le famiglie dei nostri alunni della scuola primaria Mizzole. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nulla osta della procura e quindi i funerali e quindi il lutto cittadino che è stato in qualche modo già preannunciato dal sindaco di Verona Federico Sboarina. È tutto per questa edizione del Mezzogiorno. Noi rientriamo in diretta dal Veneto alle 18:30, dalle 19 con l'informazione da Venezia, alle 19:30 Treviso con Belluno. È davvero tutto. Saluto e ringrazio dalla regia Renato Capoia e Antonio Polla. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon pomeriggio.